Buona giornata, buon sabato mattina a chi è qui e che segue da diversi anni i lavori di TUB Verona. Grazie a tutti, anche ai ragazzi che hanno lavorato in queste settimane insieme a Impact School e più tardi scopriremo cosa hanno fatto. E questo è il quarto forum TUB Verona. Io sono un giornalista, scrivo per il Sole 24 Ore per altre testate, mi occupo di nuove tecnologie, di lavoro e di futuro, di quello che insomma voi vivrete in prima persona. Oggi noi parleremo molto di questo futuro e di come si fa la nuova scuola, la nuova formazione legata al futuro. C'è un sottotitolo scelto dagli organizzatori che tra poco ascolterete, che è Disruptive Learning, una formazione e una metodologia di formazione disruptive, distruttiva quasi ma esponenziale. La racconteremo attraverso casi molto concreti e chiederemo anche il vostro coinvolgimento, ragazzi, perché ci sarà modo anche di votare i lavori migliori che avete realizzato nel corso di queste settimane, quindi chiederemo di diventare anche a voi dei giudici oggi per capire la Verona del 2050. Abbiamo una mattinata molto intensa per chi è qui nell'auditorium e anche per chi ci sta seguendo in streaming. Se avete voglia andate sulla fanpage di TUB Verona, c'è uno streaming e condividetelo sulle vostre pagine social, la cosa sarà molto più virale, quindi permetteremo anche a chi non è qui di seguire questi lavori. Allora io farò soltanto così da moderatore, passerò invece la parola alle varie relazioni che ci saranno, ascolteremo e vedremo molto. Subito però i saluti iniziali vorrei chiamare qui al centro del palco Mauro Galbusera, presidente ASIMP. Benvenuto. Buongiorno a tutti, si sente? No? Adesso? Spetta a me, forse la parte un po' più noiosa della giornata, fare il saluto istituzionale, la presenza, dire che cosa siamo noi e che cosa vogliamo fare. Tanto vi ringrazio di cuore di essere qui, di essere così numerosi, dell'impegno a questa giornata. Grazie anche a tutti i relatori che sono venuti prontamente, hanno accettato la nostra richiesta di partecipazione, grazie al Comune di Verona che ancora una volta ci mette a disposizione gratuitamente questa splendida sala. Io sono il presidente di ASIMP che promuove questo evento, l'associazione che promuove questo evento. ASIMP nasce nel 1994 ed è l'associazione degli imprenditori e professionisti di Verona. Il suo scopo, questa volta leggo perché voglio essere preciso, è liberare le grandi potenzialità di un territorio per far divenire Verona e la sua provincia un luogo dove la qualità della vita, l'intraprendenza e l'innovazione sappiano attrarre le persone e i capitali. In inglese questa sarebbe la vision. La sua missione è contribuire allo sviluppo del territorio veronese con le competenze e i valori dei suoi soci imprenditori e professionisti, individuando obiettivi condivisi per costruire assieme. Siamo giunti al quarto forum di TUB Verona. Il forum rappresenta un ulteriore tassello del grande progetto di marketing territoriale denominato TUB Verona, che vi ricordo, anzi ve lo dico per la prima volta, voi lo sapete di sicuro, che intende promuovere e contribuire allo sviluppo del territorio veronese attraverso l'innovazione principalmente, mettendo a fattor comune le progettualità che il territorio esprime e facendola conoscere in primo luogo ai veronesi, affinché siano loro consapevoli e orgogliosi di vivere una situazione privilegiata, con grandi potenzialità, probabilmente non riscontrabili in altre città di queste dimensioni, ma anche per diffonderla al di fuori delle famose mura di Verona, al resto del mondo. Per questo il prossimo anno TUB Verona entrerà a far parte di ENOL. ENOL è la più importante rete innovativa, di progetti innovativi che c'è in Europa, è una delle più importanti al mondo. Vuol dire European Network of Living Labs. Qui abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi il suo presidente Fernando Villavigna. Grazie.
Dicevo che Enol ha visto nel nostro progetto di Smart Land un'iniziativa innovativa da sostenere e da valorizzare. Ecco, lo strumento che noi abbiamo per operare in Enol è costituito dal Living Lab di TUI Verona, un laboratorio che io chiamo una camera di risonanza dei progetti della città, a cui hanno aderito con nostra grandissima soddisfazione sia il Comune che l'Università di Verona. Il laboratorio avrà sede in 311, nostro fondamentale partner. Poi ci penserà l'amico Antonello Vedovato a raccontarvi che cos'è 311. Quest'anno nel forum parleremo di educazione. Il titolo del convegno è Disruptive Learning. Io ho provato a tradurla, magari lo faccio male, ma vuol dire imparare / apprendere in modo dirompente, più o meno. Vi faccio un brevissimo excursus per dirvi quali sono stati i 3 precedenti forum. Nel primo forum noi, in collaborazione in Joint Project con l'Università di Verona, abbiamo studiato il percepito di Verona del mondo. Da questa analisi fatta in Russia, Cina, Germania e Inghilterra abbiamo avuto un riscontro straordinario, cioè un'immagine di questa città altissima, da mettere sicuramente a fattor comune. Nel secondo forum abbiamo parlato di start-up e del fenomeno del crowdfunding, evidenziando attraverso operatori internazionali e nazionali come questo fenomeno fosse molto limitato in Italia, dove il capitale di rischio, il venture capital, in questo momento viene molto poco, è molto poco orientato, salvo delle isole felici, verso questa realtà delle start-up. Il terzo forum, che è quello dell'anno scorso, ha proposto un percorso identitario per la città di Verona. Identitario cosa vuol dire? Abbiamo cercato di dare un'identità sensoriale alla città, declinandola nei 5 sensi più 1. Il più 1 è il benessere, che tanto bene ci caratterizza anche da quello che è emerso dall'indagine del percepito di Verona del mondo che abbiamo fatto nel primo forum. L'obiettivo di questo forum invece è di far conoscere e di partecipare tutti voi agli scenari innovativi che ci stanno di fronte, nei quali consapevolmente o inconsapevolmente siamo immersi. Le nuove tecnologie danno una spinta allo sviluppo che spesso assume una velocità esponenziale, che vuol dire che raddoppia se stessa invece di crescere linearmente, mettendo in essere situazioni che vanno più veloci delle nostre capacità previsionali e talvolta della nostra più fervida fantasia, ponendo in atto nuove realtà destinate a modificare profondamente, se non radicalmente, le nostre vite. È di questo che vogliamo parlare oggi, rivolgendosi contemporaneamente alle imprese, ai giovani e agli adulti. Sarebbe un grave errore, infatti, ignorare questi ultimi, gli adulti, che rappresentano coloro che devono trasmettere la conoscenza ai giovani. Soprattutto se hanno scelto la professione di insegnante, che non dimentichiamolo, è una delle più importanti e fondamentali attività sociali, troppo spesso non giustamente valorizzata e rispettata. Siamo particolarmente fieri del programma del forum che unisce alla consueta informazione esperta sulle più avanzate realtà formative ed educative, che hanno lo scopo di tracciare e di informare su nuovi scenari conseguenti alle tendenze in atto, anche una decisa e forte partecipazione dei giovani, tutti voi, dei testimoni a questa sala. Grazie al convinto sostegno di molti presidi di istituti superiori, alcuni dei quali so che sono qui e ringrazio molto, che sono stati stimolati dall'ottimo professor Quaglia, l'ex, io lo chiamo provveditore di studi perché sono anziano, non so che si chiama dirigente scolastico provinciale o giù di lì, che è anche il coordinatore della commissione Education di ASIMP, nonché fra l'altro direttore generale del Toniolo, ma questo se non andiamo troppi titoli all'amico Stefano. È stato possibile organizzare con voi, con circa 100 di voi, molto ben motivati, provenienti da 12 istituti superiori delle più disparate aree di istruzione, affinché fosse espressa la vostra, loro, visione del futuro e delle innovazioni. È stata una giornata caratterizzata da un impegno e una passione straordinaria. Io vi devo confessare che quando sono arrivato alla fine della giornata ero commosso, ero emozionato, perché c'era un tale entusiasmo, una tale vivacità in tutti voi,
che mi ha veramente lasciato stupito, esterrefatto e ovviamente deliziato. Allora, questa giornata è stata coordinata dalla guida esperta di Impact School e su 12 progetti ne sono stati selezionati 3 che giudicheremo oggi, perché uno dovrà necessariamente essere considerato quello che il vincente, nonostante anche tutti gli altri abbiano sicuramente un grande valore. Ringrazio, sto verso la fine del mio intervento, tutti i relatori presenti che hanno voluto darci generosamente una mano nel nostro impegno, che ricordo di carattere volontaristico, senza fini di lucro e senza interessi specifici o categoriali, che non siano quelli dello sviluppo dei nostri territori e della creazione di opportunità di lavoro per i nostri giovani. Ringrazio tutti i soci di ASSIP, gli sponsor, i partner che ci hanno sostenuto. Ovviamente ringrazio in primis Elisabetta, vicepresidente di ASSIP e project manager di Tubi Verona, che con la sua struttura Terzo Millennio ha dato e come sempre sta dando un aiuto fondamentale all'organizzazione di queste giornate. Concludo dicendo che crescere innovando con decisione ed energia è la via obbligata per chi vuole avere un ruolo nel mondo futuro. Verona ha tutte le carte in regola per fare ciò. Sarebbe un vero peccato che il nostro territorio, in modo compatto e coordinato, non imbocchi con convinzione questa via. Noi ce l'abbiamo messa tutta e ora aspettiamo che tutti facciano la loro parte. Solo così, con umiltà, avremmo capito di aver agito bene nell'interesse di tutti, che ricordo è un concetto che ASSIP porta avanti da sempre, convinta che questa dimensione esista e sia superiore alla somma delle singole individualità e dei singoli egoismi, anche in termini utilitaristici di ritorno per tutti. Grazie. Grazie. Un'ultima, devo darvi solo un'anticipazione e dopo vi lascio davvero. Il prossimo forum si occuperà, dovrebbe occuparsi, è un'idea progettuale che però di solito quando Elisabetta l'ha imposta non c'è verso di spostargliela, sull'economia circolare a Verona. 2 punti, Blue Economy. Grazie. Grazie Presidente Calcusera, che ha inserito l'importanza di fare rete tra più attori, un'associazione che è nata molti anni fa, nel 94, per coinvolgere tanti attori differenti. È proprio questo che vogliamo trasferirvi ora, perché nei saluti iniziali vogliamo così ospitare su questo palco chi poi ha permesso tutto questo. Quindi vorrei invitare sul palco il sindaco di Verona Federico Sguarina e invitare anche Gabriella Piccoli, coordinatrice e preside dell'Istituto Tecnico Industriale Marconi, e Antonello Vedovato, presidente Fondazione EduLife. Prego, accomodatevi. Grazie Sindaco, prego, la faccio accomodare qui per il saluto. Sì, il microfono non so se è acceso. Beh, intanto buongiorno, io sarò ancora più veloce perché anche il mio intervento non voglio che sia assolutamente noioso. Io dico semplicemente un concetto, parto da un passaggio che il Presidente Calcusera ha citato prima, cioè quello dell'orgoglio. Io lo sto dicendo parecchio in questi giorni, io penso che quello da cui dobbiamo ripartire noi, per noi intendo la nostra comunità, noi veronesi, è proprio l'orgoglio di essere una grande comunità, l'orgoglio di essere la città più bella del mondo, l'orgoglio di essere una posizione geografica incredibile, la fortuna anche di essere una posizione geografica incredibile, l'orgoglio di avere delle grandissime eccellenze all'interno della nostra città, eccellenze culturali, eccellenze artistiche, eccellenze imprenditoriali, grandi aziende che sono leader nel loro ambito, nelle loro competenze. Dobbiamo ripartire da questo orgoglio, perché ripartire da questo orgoglio significa mettere in rete quello che abbiamo, significa che non c'è necessità di andare all'esterno, in giro, all'estero, a cercare le eccellenze, perché ce le abbiamo qua. E allora è il momento in cui si riparte da questo orgoglio
e si mettono in rete le nostre eccellenze, quindi le nostre eccellenze a livello di istruzione, a livello scolastico, a livello universitario, a livello imprenditoriale. Queste eccellenze si parlano tra di loro e si danno un supporto, le une diventano valore aggiunto delle altre, quindi le aziende che accelerano, premono sull'acceleratore dell'innovazione e lo fanno anche grazie magari a progetti, alla creatività, alla fantasia, alla voglia di crescere che hanno tanti giovani, che avete voi, tanti ragazzi all'interno delle vostre scuole. Ecco, tutto questo diventa un valore aggiunto, proprio perché dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo, dobbiamo essere convinti che siamo una grande comunità, si possono raggiungere dei grandi risultati per fare proprio quello che è la mission, si diceva prima, di ASSINC, ma che in realtà è la mission ovviamente di chi vi parla, del sindaco, ma di tutti gli attori principali di questa città, cioè far crescere il nostro territorio, farlo crescere dal punto di vista culturale, dal punto di vista economico. Abbiamo tutte le carte per poterlo fare, basta semplicemente che ci parliamo, che condividiamo e sicuramente la nostra città, prima dicevi Presidente nel 2050, facevo 2 calcoli, io non sono sicuro di esserci nel 2050 perché bisogna andare avanti, quindi non so se sarò in grado di vedere la Verona del 2050, però sicuramente il compito nostro è quello di lavorare adesso e compito vostro ragazzi, che ci sarete sicuramente nel 2050, è quella poi di progettare la città del 2050, ma la città dei 50 anni dopo e ancora, perché noi dobbiamo passarci il testimone per lasciare ai nostri figli, io lo dico sempre, una città migliore, un territorio migliore di quello che abbiamo trovato, ed è nelle vostre mani. Grazie, buona giornata. Grazie signor Barbarina, grazie. Professoressa Piccoli, preside dell'Istituto Tecnico Industriale Marconi, ma anche coordinatrice del Polo Area Nord, formazione. Anche a lei il saluto. Buongiorno a tutti, io porto il saluto anche di tutta la scuola veronese e dico questa cosa che è nata un po' come una scommessa, come così, in un primo momento come qualcosa che forse non capivamo bene, ci lasciava un attimino curiosi comunque di vedere che tipo di esperienza ci veniva proposta, si è poi rivelata essere effettivamente una grande opportunità per noi. Intanto il fatto di poter ancora una volta fare in modo che la scuola e l'esterno in qualche modo collaborassero ha costituito veramente una grande opportunità. So che la giornata che è stata fatta il 17 ha avuto un riscontro molto positivo con tutti i ragazzi delle 12 scuole che hanno partecipato. Un riscontro positivo intanto per come è stata organizzata e strutturata, ma anche perché ha permesso ai ragazzi di lavorare insieme in gruppi misti, perché comunque erano mescolati nelle varie scuole, quindi di mettere insieme competenze varie, di conoscersi e di aprirsi. E quindi davvero è stata una bellissima opportunità. E poi dico anche che forse è stata un'occasione anche per dimostrare quanta ricchezza e quanta potenzialità hanno i nostri ragazzi e i nostri giovani, perché a volte se ne parla sempre sottolineando le cose positive e non facendo emergere invece il tanto di bello che c'è nei giovani. Ecco, questo mi sento di dire e che ringrazio per aver accettato questa sfida tutto sommato, come ringrazio gli insegnanti che hanno dato la propria disponibilità. Ecco, per cui io mi auguro che questa prima iniziativa non sia altro appunto che l'inizio poi di una collaborazione che possa proseguire nel tempo. Grazie. Grazie professoressa Piccoli. Antonello Donato, Fondazione Dulai, grazie con noi professoressa, prego. Beh, devo dire che sono un po' emozionato perché questa giornata con tutti questi ragazzi presenti veramente mi riempie il cuore di gioia e devo dire che sono contento, Mauro. Oggi sono contento, mi piace e vi voglio ringraziare ragazzi perché in realtà tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo, come diceva prima Mauro, in volontariato e lo stiamo facendo per voi, perché crediamo in un aspetto che riteniamo fondamentale, e il sindaco prima l'ha anche collegato, che è l'alleanza tra giovani e adulti. Per cui non una visione pietistica nei confronti dei giovani, ma una reale alleanza. Questa è la prima parola, il primo termine che vorrei mettere a disposizione di questa mattinata. La seconda invece è l'intelligenza sociale. Io devo dire che ASSIP l'ho conosciuta da poco, ma diciamo la relazione si è sviluppata sempre più intensamente. Diciamo che quasi abbiamo avuto una relazione che si è sviluppata in modo esponenziale, visto che va di moda,
E devo ringraziare Mauro, il presidente di questa associazione, che ha portato e mi ha dato anche forza questa visione neutra, una visione che non è di parte, ma è una visione che è veramente centrata sul bene del territorio. La stessa cosa Elisabetta, la stessa cosa Stefano, che devo dire che se siete qui oggi dobbiamo anche molto a Stefano. Ecco, questa è intelligenza sociale e poi Pier Giuseppe affronterà questo tema. Il terzo aspetto è quello invece di cui vi voglio parlare, è questo anno di lavoro che abbiamo fatto. In questi 12 mesi, l'anno scorso abbiamo parlato dei cambi esponenziali, cioè mercati internazionali che sono sempre più competitivi, tecnologie dell'intelligenza artificiale che stanno portando a cambiamenti mai visti ed economie disruptive, in qualche modo che destrutturano modelli precedenti. Ecco, questi tre situazioni, cari ragazzi, ci stanno cambiando completamente la prospettiva, e in questa prospettiva noi abbiamo un cambio esponenziale, ma abbiamo un apprendimento che è lineare. Come vedremo poi con Pier Giuseppe, l'apprendimento può accelerare nel momento stesso in cui ci mettiamo insieme. Ecco, 311 ha questo scopo, è il luogo che offriamo così umilmente alla città come il luogo dell'alleanza tra giovani e adulti in contesti di apprendimento informali e non formali. Grazie e divertitevi. Grazie a voi per la testimonianza, grazie Sindaco, grazie professoressa. Allora vi anticipo che abbiamo 6 interventi che introducono il tema e poi avremo proprio il coinvolgimento vostro con la premiazione. Abbiamo anche i saluti del vice rettore dell'Università di Verona con la delega alla ricerca, e ve li vado a leggere. Il professor Mario Pezzotti vi scrive: cari Elisabetta e Mauro, sono desolato, ma impegni improrogabili impediscono la mia partecipazione. Anche a nome del rettore dell'Università di Verona desidero ringraziarvi per l'invito e congratularmi con voi per la mirevole iniziativa di To-Be Verona, evento di grande rilevanza e opportunità per la città. Siamo tutti convinti che Verona e i suoi territori siano luoghi in cui operano persone eccellenti, lungimiranti e soprattutto capaci di comprendere ed interpretare il cambiamento repentino della società, dei mezzi di comunicazione, dei sistemi di apprendimento, della cultura. Ma bisogna anche riflettere e mettere a sistema l'eccellenza. Per tutti questi motivi To-Be Verona non deve essere considerato solamente un evento annuale da ripetere, ma piuttosto un think tank dove le potenzialità territoriali si analizzano e si riconoscono per tracciare percorsi comuni e condivisi verso un futuro migliore per la città e le sue nuove generazioni. Grazie quindi anche al vice rettore dell'Università di Verona. Per chi ha voglia di seguire la mattinata c'è anche un hashtag che abbiamo ormai dallo scorso anno, To-Be Verona, quindi scriveteci qualcosa, leggeremo eventualmente dei vostri messaggi, quindi su Twitter o su Instagram. Intanto lascio però il palco alla prima relazione, alla persona poi che ha voluto questo tema e ci ha introdotto poi anche nel tema del prossimo anno, come abbiamo sentito dal Presidente Albusera. Formare alla capacità d'ascolto, quindi l'innovazione nella formazione, le nuove metodologie che si legano anche con le strumentazioni digitali. Elisabetta Destrobel, Art Director di Terzo Millennio e Vicepresidente di ASSIMP. Grazie Elisabetta. Buongiorno a tutti e benvenuti. Il mio compito è quello di introdurre il tema di quest'anno, che è la formazione, che io ho identificato come la formazione e la capacità di ascolto. Faccio anch'io un breve riassunto delle puntate precedenti. To-Be Verona è un progetto che è nato ormai 6-7 anni fa, siamo al 4º forum, e già da subito abbiamo identificato la formazione come un elemento fondamentale per poter andare avanti in un mondo che subisce trasformazioni esponenziali come quello che sta succedendo adesso. Abbiamo esplorato le varie innovazioni negli anni precedenti, ma quest'anno ci siamo voluti fermare a parlare di formazione. Formazione in una città come Verona,
Quando parlo di Verona parlo sempre di Verona e del suo territorio, perché intendiamo Verona come una smart land e non come una città all'interno delle proprie mura e basta, perché Verona è una città italiana come tante altre che però, se sarà in grado di far emergere in maniera prepotente le sue peculiarità, sarà anche in grado di diventare una città che potrà colloquiare con l'Europa e con il mondo. Non per niente il progetto Tu di Verona ha voluto iniziare il percorso di Living Lab con ENOL, l'European Network of Living Lab europeo, di cui qui abbiamo il presidente. Le trasformazioni che stanno avvenendo sono tantissime, riguardano proprio anche i giovani. Se pensiamo, a secondo dei dati che ci sono in circolazione presi da trasmissioni come quelle della Gabinelli eccetera, entro il 2020 in Italia 7 milioni di posti di lavoro legati all'amministrazione, quindi a dei lavori non particolarmente qualificati, spariranno. 2 milioni saranno recuperati legati a argomenti tipo matematica e ingegneria, ma 5 milioni resteranno vacanti. Questo perché noi non riusciamo neanche a capire come sarà il mondo di domani e quali potranno essere le nuove attività e i nuovi lavori che prenderanno posto nella società. Comunque sia, entro il 2020 ben tra i 400 e gli 800 milioni di posti di lavoro spariranno sulla Terra. Quindi il cambiamento è esponenziale e quello che uno si deve chiedere è come fare a formare delle persone su degli argomenti di cui ancora non conosciamo bene la dimensione. Quindi la formazione è fondamentale, ma la formazione stessa deve cambiare, deve diventare qualcosa di più mobile. L'idea è che l'apprendimento stia cambiando, anche se l'educazione come sistema è in ritardo. Le persone sono mobili quando hanno bisogno di informazioni, accesso alle reti, risoluzione dei problemi. Gran parte di questo è mobile. Non è un grande salto pensare che anche l'educazione dovrebbe esserlo. Vorrei fare una precisazione. Quando in Tu di Verona abbiamo affrontato il tema della formazione, non lo abbiamo affrontato solo per quanto riguarda la formazione all'interno delle scuole, ma abbiamo pensato anche alla piccola industria, agli adulti, perché la formazione deve essere, oggi come oggi, continua e a tutti i livelli, per giovani, adulti e imprese, tanto che la formazione e la consulenza in un futuro prossimo andranno a sovrapporsi in qualche modo. L'uomo non ha una struttura mentale adeguata ai cambiamenti repentini. Una volta si diceva che una persona può adeguarsi a un cambiamento più o meno a 7 km in mezz'ora, cioè quello che gli cambia intorno può avere questo tipo di velocità. L'attenzione stessa è una curva che una volta, parlo di 20 anni fa, era sui 9 minuti, adesso è sui 7 minuti. Comunque c'è una lettura base che sottolinea la propensione umana alla stabilità e quindi non è facile smuovere l'anima delle persone verso una formazione continua. Noi pensiamo di sapere già tutto. Uno dei problemi probabilmente è legato proprio alla tecnologia. Allora, per i giovani è semplice perché l'aggiornamento tecnologico è immediato e funzionale. Per gli adulti è un percorso un po' più lento, ma quello che si vuole sottolineare in questo forum è che non è soltanto la formazione tecnologica quello che farà la differenza nella formazione delle persone. E in un mondo alluvionato di informazioni irrilevanti, la lucidità è potere. In teoria chiunque può partecipare al dibattito sul futuro dell'umanità, ma è molto difficile mantenere una visione chiara. Spesso non ci accorgiamo neppure che è un dibattito in corso o quali siano le questioni importanti. Quindi non solo. Qualcuno potrebbe pensare, per esempio,
che questa insistenza sulla formazione, il cambiamento, l'innovazione è un po' una mania culturale di una certa elite. Però proviamo a pensare a un'azienda come Ikea. Ikea è un'azienda, possiamo dirlo, popolare, che riguarda un po' tutti noi. Il tema centrale di Ikea quest'anno è stato "Siamo il cambiamento". Ora, se un'azienda di queste proporzioni, che lavora, si può dire con tutti noi, ha come tema specifico il cambiamento, significa che questo è diventato un problema di una rilevanza, di importanza veramente vitale per tutte le persone. E se poi guardiamo un attimo l'Italia ha un ritardo strutturale anche soltanto sulla tecnologia, un ritardo molto importante. Il 30% degli italiani sono senza competenza digitale e nelle scuole c'è un computer ogni 8 alunni. Non credo che sia quello che magari c'è in alcune scuole qui a Verona, nelle scuole superiori, ma parliamo in senso generale. L'investimento in ricerca e sviluppo corrisponde all'1,3 del prodotto interno lordo rispetto alla media europea, che è più del 2%. È una percentuale molto bassa se poi ci paragoniamo alla Germania, che investe il 2,9 del prodotto interno lordo. Vedete quanto siamo lontani da quelle che sono le medie europee. Oltre a questo, fra gli italiani tra i 25 e i 64 anni solo l'8,3% è coinvolto in programmi di formazione, mentre la media europea è del 10,8%. E in Europa, il programma che segue la formazione degli adulti per tutta la loro vita si chiama Lifelong e punta come prima cosa all'adeguamento tecnologico degli adulti. Formare però non significa solo ricevere informazioni, ci sono strumenti fondamentali che tutti devono adottare, perché la sfida di oggi è un nuovo sviluppo basato sulla capacità di ascolto. Vi ricordate cosa ho letto prima? Siamo alluvionati di informazioni. Sentire è facile, ma saper ascoltare è un talento da sviluppare. Noi siamo bombardati di dati che sorvoliamo senza né collegare né approfondire. Ognuno di voi ha molti più dati di qualsiasi persona dei secoli scorsi. L'utilizzo dell'indice per svogliare e passare ad altro è quello che è diventata ormai una capacità di tutti, anche dei bambini di pochi mesi. Ci stufiamo immediatamente dell'informazione che ci viene data e non l'approfondiamo, passiamo immediatamente a un'informazione successiva. Dobbiamo puntare quindi al ritorno di un umanesimo che è anche un mettere in moto esperienza, intelligenza, apertura mentale basata su curiosità, conoscenza intuitiva, flessibilità, capacità di visione dei problemi a 360 gradi, problem solving, negoziazione, propensione al team building, assunzione di responsabilità organizzativa. E soprattutto, per quanto riguarda soprattutto l'Italia, passare oltre la dimensione individuale per sviluppare la dimensione collaborativa. Dico questo perché è un qualcosa che si sottolinea sempre quando si parla di situazioni italiane, anche di città se vogliamo, perché tutti sono bravissimi ad avere un'idea, ma metterla a fattor comune e farla progredire tutti quanti assieme è un ostacolo molto difficile. Se pensiamo che oggi come oggi anche i premi Nobel, uno può essere d'accordo o no, non vengono più dati quasi mai a singole persone, ma a gruppi di persone, perché non è il singolo che porta un avanzamento della società, ma il poter lavorare in gruppo e poter collaborare. Alla base di tutto poi, questa però è una mia mania personale, mettere la filosofia come percorso per la conoscenza, che in Finlandia è addirittura entrata nei programmi della scuola elementare. Tutto questo ci servirebbe per sviluppare benessere e felicità e da sempre il progetto di
Verona identifica Verona come la città che potrebbe essere la culla del benessere in tutte le sue componenti. La vostra generazione, la generazione digitale, è forse la generazione meglio equipaggiata tecnologicamente di tutta la storia umana, però è una generazione che in molti casi magari viene presa dalla paura di rimanere ferma su certi temi. È già successo varie volte nella società, per esempio è successo alla fine del 1800, nel passaggio tra il 1800 e il 1900 molte persone della società si sono spaventate e non hanno voluto andare avanti, non hanno creduto nella possibilità della società di progredire verso uno sviluppo importante. E c'è anche un senso di insoddisfazione dei giovani in questo periodo, che è dato probabilmente dalla quantità enorme di informazioni da cui sono colpiti. Vi racconto una piccolissima storiellina. Io ho un nipote che ha 7 anni e ultimamente l'abbiamo visto un po' triste e gli abbiamo chiesto: ma come mai sei così triste? È un ragazzino molto solare, molto aperto. E lui mi ha guardato e ha detto: sai nonna, io vedo tante cose, faccio tante cose, faccio tanti giochi con la PlayStation, solite robe insomma, però non c'è niente che mi appassioni, so già come va a finire, so già cosa bisogna fare e non sono più particolarmente curioso di capire come possono andare le cose. Ecco, io direi che bisogna far rinascere nelle persone sommerse da informazioni la capacità di stupirsi, di meravigliarsi, di trovare il nuovo e di essere felici. E questa è la nostra differenza rispetto ai robot. Sicuramente la crescita dei redditi medi nei paesi emergenti, l'invecchiamento della popolazione, le energie alternative creeranno tanti posti di lavoro nuovi di cui noi non conosciamo il futuro. La vera sfida sta nella capacità di gestire il cambiamento, gestirlo e non subirlo. La vera sfida sta nella capacità di gestire il cambiamento facendo delle nuove tecnologie una risorsa attraverso la formazione che non deve essere solo tecnologica, formazione per le imprese, soprattutto per le piccole imprese, che indicherà un percorso per raggiungere nuovi obiettivi attraverso flessibilità e apertura mentale. E qui c'è un'ultima, la stessa evoluzione non è più concepita come una lotta competitiva per l'esistenza, ma semmai una coreografia, quel senso di stare tutti assieme, collettiva, in cui le forze trainanti sono creatività e la costante introduzione di innovazione. Questo è l'augurio che diamo come Tubi Verona a Verona, perché diventi una città che colga il nuovo senza paura attraverso la formazione di tutti i suoi cittadini. Grazie e buona giornata. Elisabetta, la scuola, i numeri del mondo del lavoro, la crescita di posti di lavoro legati anche alle materie scientifiche e tecnologiche. Mi ha colpito una cosa del racconto di Strobel, che insomma in Finlandia nelle scuole elementari sono entrate le materie filosofiche, quindi la filosofia ci fa riflettere anche sulle integrazioni tra le varie competenze. Allora, ho letto anche un po' di messaggi che avete scritto, #TubiVerona, e continuate a farlo, poi ne leggeremo nel corso della mattinata. Aggiungiamo un tassello a questa narrazione sulla scuola, sul lavoro, sulla formazione, una formazione permanente, non una formazione che si limita soltanto al mondo scolastico accademico. E ce ne parla chi ha seguito anche in queste giornate un po' il percorso dei ragazzi con Vision Hackathon. Arriva dall'Università del Salento, direttore scientifico della Fondazione New Life,
vorrei accogliere qui sul palco Pier Giuseppe Ellerani. Benvenuto professore. Bene, grazie, mi associo anch'io a tutti i ringraziamenti non formali ma di cuore, soprattutto quando davanti a noi ci sono davvero i nostri futuri, i giovani. E purtroppo, tra virgolette, io sono un pedagogista e quindi dico purtroppo perché chiaramente il nostro è un lavoro intangibile, però il nostro lavoro tangibile è quando vediamo i ragazzi in manifestazioni come queste, e non solo, quello che la dirigente ci ha raccontato, in azione costante per l'innovazione, ed è quello che in qualche modo vorrei iniziare a fare da oggi. Quindi grazie perché ci siete. E prima di introdurre qualche riflessione, volevo giocare un po' con voi, volevo mettermi un po' nella narrazione che Elisabetta c'ha un po' alla quale Elisabetta ci ha un po' introdotto adesso. Vorrei che vi prendeste un minuto nel quale negli smartphone, nei blocchi appunti che avete, un minuto per ricordare una storia che vi ha ispirato fino ad oggi, qualsiasi essa sia. Un minuto. Ok, di questa storia, se l'avete pensata, se l'avete annotata, se l'avete scritta con il vostro vicino di sedia o la vostra vicina di sedia, provate a discutere insieme perché vi ha ispirato, quali sono i motivi per cui l'avete ricordata come momento di ispirazione. Un altro piccolo minuto. Bene, ultimo, non più minuto, ma ultima consegna che ci accompagnerà adesso per i prossimi 15 minuti, che più o meno sarà il tempo che vi occuperò in questa mattinata. Ecco, la consegna è: provate non solo all'interno di questi prossimi 15 minuti, ma anche un po' in tutte le narrazioni che ascolteremo successivamente. Ecco, provate ad annotare dentro queste idee che vi siete scambiati come perché, i motivi della vostra ispirazione, che cosa si collega a questo vostro ricordo, a questa vostra esperienza che avete fatto. Poi magari lo scopriremo alla fine, come mai vi ho chiesto questa cosa adesso. L'importante è che proviate con un po' di impegno a ascoltare quello che vi diremo, annotandolo costantemente. Allora, il titolo è molto interessante perché chiaramente pone la prospettiva, e grazie davvero al tema posto quest'anno, pone una prospettiva totalmente diversa rispetto all'apprendimento, per esempio. Pensare un apprendimento che va oltre, che supera l'esistente, è una sfida. E potremmo dire che oggi una nuova narrazione sta proprio nei nuovi sistemi di apprendimento. Perché?
Beh, ho provato in qualche modo anche a capire, in qualche modo Antonello mi ha spiegato, abbiamo condiviso parecchi momenti di riflessione su che cosa sia 2B Verona e qual è stato il lavoro di Hassim, l'abbiamo ascoltato stamattina, però mi ha colpito nei loro scritti l'idea di come promuovere l'innovazione e il benessere e formare talenti per lo sviluppo umano, per la fioritura dello sviluppo umano in una city land o in una land, in una smart land come l'abbiamo ascoltata stamattina. Beh, questa è una sfida enorme. Darsi questa sfida significa destrutturare, essere disruptive davvero, perché in questo modo si riporta al centro l'essere umano. Allora, il fatto che 311 Verona stia accogliendo il Living Lab di 2B Verona, beh, mi ha fatto pensare, per esempio, che questa esperienza è un'esperienza che genera valore, è un'esperienza che in qualche modo porta i territori nella loro complessità ad essere valorizzati, soprattutto in quel creare flussi. C'è un sociologo molto interessante dal mio punto di vista che ha, Arnaldo Bagnasco, che ha delineato come i territori siano flussi di creatività quando si mettono insieme, quando di fatto vengono valorizzate le identità che delineano futuri e non più solo passati. Beh, immaginiamo che un laboratorio, quello che avete per esempio sperimentato nella realizzazione dell'idea 2B Verona 2050, beh, che cosa ha rappresentato di fatto se non la liberazione delle creatività per generare nuovi flussi intelligenti? Le vostre intelligenze a disposizione dei territori. Mi pare una gran bella sfida. E queste sfide che 2B Verona ha accolto e raccolto attraverso Hassim all'interno dell'esperienza di laboratorio permanente, qual è il 311, mi pare possa rispondere sostanzialmente a delle grandi sfide che abbiamo. Le abbiamo ascoltate. A me colpisce sempre la prima. Siamo all'interno di una lifelong learning society, ovvero di una società dell'apprendimento permanente. Oggi, 2018, no, 1972, rapporto Foire, UNESCO, la società della conoscenza, è stato coniato lì per la prima volta il termine learning society, e Foire con la sua commissione diceva: attenzione mondo, l'avanzamento della tecnologia dirompente, non l'aveva detto lui ma lo possiamo dire noi oggi, esponenziale potremmo dire noi oggi ma lui l'aveva intuito, avrà bisogno di conoscenze, avrà bisogno di una società che si permette di conoscere sempre, ovvero potremmo tradurla di apprendere continuamente. Beh, il 1972 non era ieri. Allora la domanda che a me pedagogista crea frustrazione è: ma perché? Perché tanti anni? Come mai? Abbiamo dimenticato un grido che oggi, guarda caso, ci ripone al centro di una questione fondamentale. Come apprendiamo? Perché apprendiamo? Beh, è chiaro a questo punto che le teorie dell'apprendimento si sono evolute e non è solo la tecnologia che si è evoluta, ma è la ricerca sulla tecnologia. Ma per esempio si è evoluta tantissimo la ricerca sulle neuroscienze, sull'apprendimento attraverso le neuroscienze. Beh, a questo punto è chiaro che non possiamo non riconoscere che anche la pedagogia e la ricerca pedagogica si è evoluta. Il problema è: come mai quel grido è rimasto ancora inascoltato? Beh, parlare di creatività non vuol dire divenire o nascere per forza, tra virgolette, geni, Michelangelo, Leonardo. No, vuol dire che la creatività è un processo che si matura nel tempo e attraverso l'esperienza di apprendimento con gli altri si sviluppa. La creatività è un processo? Sì, la creatività è un processo. Non nasce
nelle persone. Certo, ce ne sono alcuni dotati sicuramente, ma la creatività, poiché oggi è un problema del mondo, dell'impresa, dell'innovazione, beh, a questo punto va formata. Non possiamo immaginarci di non essere creativi. E quando siamo creativi? Quando risolviamo i problemi in modo nuovo, acquisendo e mettendo in essere nuova conoscenza. Questa è la creatività anche, non solo la creatività che nasce dall'immaginare mondi o dal disegnare mondi. La capacità di acquisire, di creare nuove conoscenze che non possono più essere quelle di ieri per sviluppare nuovi modi di affrontare i problemi di oggi. Antonello direbbe il modo attraverso il quale ridurre i gaps che oggi ci sono a livello mondiale, economico, sociale, culturale. Beh, tutto ciò non nasce dal nulla, ha bisogno di essere immaginato per poter essere risolto. Beh, è chiaro che a questo punto i luoghi sono fondamentali. Abbiamo una sfida davanti, moltissime le abbiamo ascoltate stamattina. Il prossimo anno il tema è fondamentale, dirompente potrei dire ancora una volta, i luoghi dell'apprendimento. Allora i luoghi dell'apprendimento sono fondamentali per sviluppare apprendimento. Ma eccolo qua, il nostro grande caro Foire, 1972. Questi velocemente ve li commento, poi insomma ormai sono noti, sono i dati dell'indagine PIAC, l'indagine internazionale dell'OCSE sulle competenze degli adulti. E quella rossa naturalmente immagino che sappiate chi è, la nazione, è l'Italia, e rispetto alle competenze di literacy e di numeracy. Che cosa vuol dire? Che noi sicuramente sappiamo leggere, che sicuramente sappiamo usare i numeri, c'è un piccolo problema. Gli adulti generalmente, sicuramente esclusi tutti i presenti, non sono in grado di comprendere, di fare delle ipotesi. Beh, se tutto ciò lo colleghiamo anche con le capacità che una persona poi ha di strutturare il proprio benessere, vediamo che nella slide a colonnine la percezione di un benessere, di un benstare è legata chiaramente alla capacità di interpretarsi e di interpretare continuamente la propria esistenza in termini costruttivi e positivi. Beh, questo cosa vuol dire? Che la cultura, l'apprendimento e l'autodirezione dell'apprendimento sono fondamentali. Però la domanda è: come mai gli adulti dunque oggi sono di fatto all'interno di un processo di analfabetismo di ritorno, o meglio ancora di ignoranza funzionale? Beh, sicuramente possiamo dire attenzione, luci rosse sì, sono state già aperte, e ci sono alcune difficoltà del sistema formale, perché tutto l'apprendimento normalmente lo inseriamo all'interno di processi che iniziano dalla scuola dell'infanzia e vanno fino all'università. Poi magicamente qualcosa si ferma. Allora l'apprendimento, poiché è un patrimonio, beh, dovremmo in qualche modo organizzarlo da quando andiamo alla scuola dell'infanzia, via via, lungo tutto l'arco dell'esperienza dell'apprendimento formale. Modifica le nostre percezioni di apprendimento, modifica le nostre capacità di apprendimento e ci direziona verso un apprendimento sempre più profondo e autonomo. Purtroppo, oltre che i dati PIAC, non possiamo non considerare che ci sono i NEET, non possiamo non considerare che i dati dell'istruzione, della scolarità e della dispersione universitaria soprattutto sono sempre più alti, molto più ampi rispetto all'Europa, e non possiamo dimenticare quindi che una sana organizzazione dell'orientamento non può semplicemente nascere nel momento della scelta. Così come la creatività è un processo, anche l'orientamento diventa un processo lungo tutto l'arco dell'esperienza, dello studio e anche oltre. Ovvero, potremmo dire che il sistema formale, se così fotografato, ha messo i giovani in panchina. È stato costruito, è stato pensato e viene alimentato con queste logiche.
Forse i tempi sono cambiati, sì, sono cambiati, dovremmo immaginare anche il sistema formale. Però a fianco del sistema formale non possiamo accusare solo la scuola. Il sistema formale non è dell'apprendimento, non è l'unico responsabile da questo punto di vista. Perché? Perché l'apprendimento è per sempre, ovvero ci abilitiamo ad apprendere continuamente. E la nostra capacità di apprendere continuamente è l'unica modalità attraverso la quale possiamo crescere e innovare. Da questo punto di vista, Paolo, non so se posso dirlo, mi pare il 93% delle aziende, piccole e medie imprese, sotto i 10, no? Una media di 10, me lo confermi. Grazie. Bene, se il 92-93% delle aziende italiane è di una media di 10 addetti, a una media di 10 addetti, beh, consideriamo che questa dimensione dell'apprendimento è strettamente collegata all'innovazione. E allora il luogo del lavoro diventa anche il luogo dell'apprendimento. Dunque, non è solo la scuola responsabile più di questi esiti. Dobbiamo cominciare a considerare che il sistema complessivo, anche quello del lavoro, deve interrogarsi su come ha formato l'idea di apprendere continuamente nelle proprie persone, o se le priorità erano altre. Riportare al centro la persona, lo human flourishing, vuol dire anche interrogarsi su questo, su come intendiamo l'apprendimento permanente da parte di tutte le componenti. In questo senso mi pare che il patrimonio che c'è, lo vedremo tra un attimo nel video, il patrimonio che stiamo in qualche modo, che 311 e la Fondazione EduLife insieme con TUB Verona sta un po' organizzando, chiaramente ha portato una possibilità innovativa, il modo dell'informare. Vediamo un piccolo video per sintetizzare tutto questo.
Bene, questa dimensione dell'apprendimento ha messo insieme immediatamente il board europeo di Sharp, dei millennials, dei docenti, degli esperti. In qualche modo abbiamo cercato di arrivare all'apprendimento formale attraverso l'informalità, mettendo insieme l'interculturalità, che non è solo la cultura dell'accoglienza degli extracomunitari. L'interculturalità è mettere insieme culture differenti, come quella del lavoro e della scuola, per esempio. Mettere insieme la cultura dei territori con quella dell'innovazione, con quella generata all'interno dei contesti formali, per sviluppare creatività, partecipazione e porre al centro la cultura dell'apprendimento. Perché questo? E vado velocemente alla chiusura. Perché l'apprendimento è qualcosa di naturale, noi siamo fatti per apprendere. Quando non apprendiamo la domanda è come mai? Allora ecco che l'idea, ho cercato di giocare con questo disruptive learning, è chiaro, l'apprendimento esiste solo e avviene in modo profondo e innovativo solo quando attiva totalmente le persone, in tutte le loro dimensioni. Eccola qua la nostra curva esponenziale. Dobbiamo insieme, in questo senso credo che anche il modo attraverso il quale oggi è stata gestita questa giornata dimostra, possiamo esponenzialmente apprendere in modo completo. Non ci può essere apprendimento senza la visione dell'apprendimento. E chiudo con questa slide. È chiaro che dobbiamo disegnare, così come l'abbiamo fatto insieme in queste giornate, i luoghi dell'apprendimento mai ancora conosciuti, ma possiamo farlo solo sognando insieme il sogno diventa realtà. Grazie, scusate. Grazie Giuseppe Miglianani, grazie professore. Allora, sapete che TUB Verona, questo è il quarto forum, spesso si confronta con quello che accade all'estero. Questa è una specificità di questo progetto e ospita testimonianze che arrivano anche oltre i nostri confini territoriali per capire quello che succede, quello che di fatto si disegna. Allora adesso l'intervento che segue arriva da un network internazionale europeo nato 12 anni fa, pensate, legato a progetti europei, opera in 150 paesi, un network non profit anche in questo caso, e ci racconta quello che si fa in tanti contesti territoriali partendo da questi luoghi che avete visto, con al centro di fatto le persone. Il digitale, vi dirà la persona che interverrà tra qualche secondo, è un abilitatore, e il tutto per arrivare a processi democratici, quindi processi di formazione dal basso. Insegna intelligenza artificiale all'Università di Barcellona, insegna come i computer comprendono, ma come noi esseri umani possiamo interagire con questi computer. Ci racconta l'esperienza di questo network che si chiama Enol. Allora accogliamo qui sul palco Fernando Villarigno, grazie per essere con noi, un applauso a Villarigno con la sua relazione, accompagnato da una traduzione. Prego. Ciao, bene, prima di tutto grazie a tutti per invitarmi. Io parlo molto po' di italiano. Io sono di Barcellona, sono di Galizia e visco a Barcellona. Allora, per me è la prima volta, dopo 30 anni, ho visitato l'Italia quando ero studente, e questa sarà la prima volta che io farò una presentazione in italiano. Prima di tutto, scusa per il mio italiano, ma io ho raggiunto da Anna è la traduttrice, e la mamma dell'Anna è spagnola, è da Barcellona, una buona mamma. Allora, parliamo della presentazione. Prima di tutto, chi ha un cellulare? Chi ha un cellulare? Tutti? D'accordo. Chi pensa che sarò qui a 2050? Qui a Verona, nel mondo, in Europa?
protagonisti. Voi siete i protagonisti. E questa presentazione sarà sobre come fare di protagonisti alla vostra vita, alla vita attraverso dell'innovazione. Presenterò un esempio di come fare questo processo di innovazione dentro della rete europea dell'IVI Labs. Io sono professore all'Università Autonoma di Barcellona e sono fisico e lavoro all'intelligenza artificiale e visione per computadori, computer vision and artificial intelligence. So this is a technology approach. E al mio lavoro facciamo ricerca, investigazione, sì, e trasferenza di tecnologia, technology transfer. E technology transfer, la trasferenza della tecnologia implica che ho bisogno di laboratori. Questi laboratori sono laboratori Livilla. Io sono allora presidente della rete europea di Livilla Labs, European Network of Livilla Labs. Prima di tutto io spiegherei, spiego che è la European Network of Livilla Labs. È un modello di innovazione aperta a chi? Prima di tutto alla gente. Voi come protagonisti avete l'opportunità, se volete, di essere protagonisti. Questo è quello che facciamo a Enel. È una rete da più di 150 Living Labs di tutti i paesi d'Europa. Dal 2006 più o meno 400-500 Living Labs hanno stato labeled, certificati per Enel. Ma non solamente d'Europa, di tutti i mondi, di tutto il mondo ha avuto Living Labs che hanno guardato una opportunità all'Enel. Perché? Perché Europa noi abbiamo una vantaggio competitiva, le strutture sociali per l'innovazione, e questo non è presente a altri paesi. Altri paesi hanno possibilità di inversione, possibilità di investimento, possibilità economica, ma in Europa abbiamo una infrastruttura, rete, che permettono a questo sviluppo. Grazie. Allora, questa rete di Living Labs non è europea, è una rete globale. La globalizzazione è molto importante allora perché fa che i paesi della terra, di tutto il mondo, possono condividere i processi di innovazione. Questo è più o meno quello che noi facciamo alla rete europea dei Living Labs. Che è il Living Lab? Cosa è il Living Lab? Principalmente è centrato al user-centric, centrato al cittadano. E con tutta il che noi nominiamo la quadrupla helix: la partecipazione dell'amministrazione pubblica, la partecipazione delle imprese, la partecipazione dei cittadani e la partecipazione dell'università. E questa visione di partecipazione di tutti gli attori globali, centrati al cittadano, è un Living Lab. È un lab perché facciamo un'esperimentazione. E quando abbiamo un laboratorio, le cose del laboratorio possono sortire bene o no. E questo è molto importante alla nostra società, particolarmente alla trasformazione digitale.
Noi vogliamo fare un'approssimazione centrata al cittadano. Questo vuol dire che sì, la trasformazione digitale farà una trasformazione non solamente economica, sino anche una trasformazione sociale e nel futuro prossimo questa trasformazione socio-economica sarà obbligatoriamente accompagnata da una trasformazione sociale. Possiamo pensare alla mobilità autonoma, possiamo pensare al coche, alla macchina che va sola. Sì? Non è possibile fare questa trasformazione socio-economica senza fare un cambiamento delle strutture politiche e delle strutture della nostra città. Allora, tutto insieme, non solamente una trasformazione sociale, ma una trasformazione delle strutture socio-politiche e delle strutture politiche delle nostre città, delle nostre regioni, dei nostri paesi ed Europa a livello globale. Allora, this buy is the keyword. With and by citizens. Questo vuol dire che questa trasformazione non è per i cittadini, è con i cittadini. Voi siete i protagonisti. Voi sarete i protagonisti del 2050. Passerò direttamente alla visione. La visione che noi abbiamo è empower everybody to innovate. Questo vuol dire che questa visione è una visione di democratizzazione dell'accesso al conoscimento e la trasformazione sociale. Questo vuol dire che se voi siete i protagonisti, voi avete la possibilità di aprire, di democratizzare i processi di trasformazione sociale. Perché sarete voi a 2050. Non solamente dell'accesso al conoscimento, alla conoscenza, grazie, la conoscenza, ma anche del diritto a partecipare di questa trasformazione. E questo l'instrumento è il Living Lab, la città come Living Lab. Democratization of universal knowledge, access and creation. Allora questa è la visione generale che noi abbiamo alla rete europea dei Living Labs. Se voi volete visitare sapere di più, c'è la Open Living Lab Days. Open Living Lab Days quest'anno è stato in Ginevra, a Thessaloniki. In Thessaloniki sarò nel 2019 in Thessaloniki, dove c'è il punto di incontro di tutti i Living Lab. Allora, noi abbiamo il contesto. Cosa è un Living Lab? Perché un Living Lab è necessario? E nel contesto particolarmente della trasformazione digitale, e perché ciò può essere di interesse per voi, i protagonisti da che cambio. Voi. Allora, io ho la possibilità di fare ciò a un esempio concreto di Living Lab. A un esempio tutto più facile di comprendere. Library Living Lab. Il Library Living Lab è uno spazio di sperimentazione a Barcellona in una biblioteca pubblica. Noi abbiamo un laboratorio in una biblioteca pubblica per esplorare come la tecnologia trasforma l'esperienza culturale della gente. Questo è l'oggettivo. Claro, un laboratorio in una biblioteca pubblica è strano, sì? Non è una cosa abituale, ma quando c'è un laboratorio in una biblioteca pubblica, multiple cose cambiano. Per il fatto di fare un laboratorio in una biblioteca pubblica, multiple cose sono cambiate.
ragioni è l'idea solamente non ha il valore. Il valore è questa idea aggiuntata, moltiplicata per un valore di sviluppo, un valore di sviluppo, proporciona un risultato. E questa è la nostra visione, è la cosa che facciamo all'Library. La nostra quadruple helix è esattamente questa. Noi abbiamo Research, Universidad Autónoma de Barcelona and Computer Vision Center, Civil Society, the neighbors, los vecinos, i vicini da Barcelona, l'amministrazione pubblica, la municipalità di Barcelona, di Sant Cugat del Vallès, e the private sector, some companies, imprese e settori privati che partecipano in azione. Questa è la nostra quadruple helix. The research, a public administration, cosa facciamo? Elevare l'accesso al mercato dei prodotti. The research, a civil society, facciamo l'impatto della ricerca alla società. Allora, all'Library là, noi abbiamo una linea di lavoro sul cultural heritage. Cultural heritage, patrimonio culturale. Thank you. Patrimonio culturale. Allora, cosa vogliamo? Vogliamo fare il patrimonio culturale l'elemento con la tecnologia per tal di sviluppare le capacità tecnologiche e le capacità umanistiche anche. Se questo è fatto in un laboratorio pubblico, in una biblioteca pubblica, questo non è solamente learning. Ci sono molte cose che si hanno di cambiare. Prima di tutto, la sustainability. Business models for this to happen. Ecosistema, connettare gli studenti, connettare la gente, connettare l'amministrazione pubblica per fare possibile nuove metodologie di lavoro entre questi quadruple helix che è complesso. Non abbiamo il white book di fare questo, non sappiamo come fare. Per questa ragione è importante fare un laboratorio per comprendere, a capire come farlo. Il risultato è un cambio di politici importante, perché questa innovazione è necessaria, però questa innovazione cambierà cose e queste cose saranno nuove politici. In questo caso hanno cambiato la maniera alla quale la rete di 250 biblioteche di Barcellona lavorano. Hanno trasformato la rete di 250 Barcellona in un vantaggio competitivo di Barcellona in un network innovation hub. Cosa hanno fatto? Allora, a Sant Cugat del Vallès è una piccola villa di 70.000 abitanti a Barcellona, hanno il monastero di Sant Cugat del Vallès, monastero romanico. Monastero romanico, con unos capiteles che sono storiati, hanno storie dei monjes, le storie dei monji, la Bibbia, le storie, motivi vegetali. Sì? Allora, sono un'opera artistica eccellente. Noi invitiamo gli usuari della biblioteca a fare un scaneggio 3D dei capitelli. Questi sono i capitelli e questo scaneggio è stato fatto con i suoi cellulari. Il risultato, attraverso di un elemento di fotogrammetria, è un modello 3D di questi capitelli.
repito. Capitelli. Perdón? Il capitelli. Il capitelli. Repito? Ripeto. Gli usuari, i citizen, gli usuari hanno fatto un scaneggio 3D. Un scaneggio 3D dei capitelli, hanno creato un modello e questo modello Uberto è alla web. Allora, se facciamo questo, il risultato è impressionante, perché sono i cittadini che fanno il nuovo patrimonio digitale della città. È un processo di co-creazione per creare il nuovo patrimonio digitale della città e voi siete i protagonisti. Per fare questo, particolarmente in Italia, in Spagna, in altri paesi d'Europa, che abbiamo un enorme patrimonio culturale, abbiamo la possibilità di sviluppare nuovi modelli di negozi associati a questo. Queste sono le fotografie con 20 o 30 fotografie è possibile creare questo modello tridimensionale. In questo modello tridimensionale voi potrebbe pensare ora in scala. Sì? Questo è in San Cugat del Vallès, ma questo si può fare a Verona, alla regione, a Veneto, a tutta Europa. E noi abbiamo la possibilità di connettare tutto questo in una rete come la rete del Nord. E questa è la nostra vantaggio competitiva. Sì, nuovi modelli di negozi. I curatori, i restauratori possono allora adesso fare un seguimento dell'evoluzione di questa peça. Possono identificare, se noi andiamo 700 anni fa, tutte le iglesie erano stavano pintate, no? Era pitturata, sì. Pitturata, sì. Possiamo avere la policromia e avere i dettagli della policromia. Allora il risultato è impressionante. Concludo. Il sviluppamento delle capacità, il sviluppamento tecnologico, il sviluppamento della capacità comunale di voi, i protagonisti, non è necessariamente escluso all'università, agli istituti. Abbiamo la possibilità di sviluppare spazi di formazione non formali. E questi spazi sono spazi di meeting point del conoscimento. Il conoscimento non è solamente adesso ai libri, il conoscimento è alla persona. Il meeting point, internet, è l'abilitatore della vostra capacità di cambio, la vostra capacità di cambio e trasformazione sociale. Questo è un esempio di Living Lab che ha la possibilità di trasformare la maniera nella quale il patrimonio culturale può essere cresciuto, creare un nuovo patrimonio culturale digitale. E la unica maniera di farlo, o una delle possibili maniere di farlo, the European way of doing it, is tutti insieme, il cittadino nel centro del processo di innovazione. Allora, con che voi sarete qui, Dio schiera, in 2050, voi avete la possibilità di demandare con voi volete questo processo di innovazione alla vostra città, a Verona e al vostro paese e Europa. Grazie, mi scuso per il mio italiano. Complimenti per la presentazione, grazie. Fernando Vilarino, stimolante capire le potenzialità, vedete ragazzi, che ha il digitale quando viene democratizzato e quando noi abbiamo modo anche di lavorare sul nostro percorso storico, sulla storia dell'arte, in questo caso con queste applicazioni molto concrete che rendono dal basso fattibile anche la formazione di senso. Allora, grazie.
grazie per questa testimonianza Vilarigno. Noi andiamo avanti ora con 3 storie molto pratiche ma anche visionarie, perché poi sono storie, io lo rilevo così da giornalista, che le prime 2 che ascolteremo nascono su questo asse veneto e poi un'altra invece ci porta fino a Boston con un'esperienza internazionale. Andiamo a parlare di formazione dalla scuola poi al mondo del lavoro. Tra 10 anni il 50% delle aziende che conosciamo e che ci circondano sarà in qualche modo fallito, ci si deve reinventare nel lavoro e quindi tra 20 anni l'80% dei lavori che ci saranno non siamo nemmeno in grado di immaginarli oggi. Come orientarci, con quali pulsora, ci racconta meglio tutto questo un imprenditore, un visionario, un veronese, no? Perché i natali sono a Verona, Andrea Dusi, cofondatore e presidente di Impact School. Benvenuto Andrea. Grazie, come state? Non vi sento, mercoledì eravate più attivi, no? Bene, grazie dell'invito, bello essere qui oggi e vi chiedo una cortesia, di fare un piccolo viaggio come oggi nella mia macchina del tempo. Però non andremo solo nel futuro, ma partiremo dal passato. Partiremo da un grandissimo anno, il 1975, è quando sono nato io. Era una battuta. In questo periodo, quando uno si approcciava al mondo del lavoro, notava una cosa: un unico lavoro, un'unica carriera per tutta la vita. Il mito del posto fisso, l'unica azienda nella quale si sarebbe lavorati per tutta la vita. Siamo nel periodo dei grandi processi di industrializzazione di questo paese, boom economico. Mia mamma è una persona che, come tale, classe non si può dire perché in sala, però ha avuto una carriera di questo tipo, un unico lavoro. Io sono in parte nata con questa prospettiva. Però nel corso degli anni, mentre studiavo, quindi siamo già negli anni 90, nei primi anni 2000 se volete, gli approcci scolastici erano diversi. Io sapevo già mentre studiavo che aver fatto prima un lavoro, poi forse un secondo, poi un terzo, poi speravo di no, ma magari un piccolo periodo di disoccupazione, per finire eventualmente in un quarto lavoro, o quinto. Ma com'è la situazione oggi per voi ragazzi e ragazze che siete qui, e forse anche per noi? Bene, è un patchwork, non c'è più una carriera lineare, si parte con un lavoro, poi magari c'è un secondo lavoro, nel frattempo l'azienda fallisce, e speriamo di no, ma fallisce e voi vi inventate un web designer, oppure fate una startup, nel frattempo aiutate un vostro amico a fare una nuova iniziativa, entrate nel consiglio di amministrazione di questa azienda, poi vi arriva un'altra offerta, magari dall'estero, andate a lavorare all'estero, e questo è già oggi così. E perché così? Perché abbiamo vissuto negli ultimi 30 anni a livello mondo, quindi non parlo solo dell'Italia, una delle più grandi evoluzioni tecnologiche che c'è stata nella storia dell'umanità. Evoluzione tecnologica usata a fin di bene, perché qualche volta siamo soliti dire si stava meglio in passato, una volta era meglio. Ma se andiamo a guardare i dati storici, i dati della Banca Mondiale, delle Nazioni Unite, notiamo che tutti gli indicatori mondiali ci stanno facendo vedere un grandissimo progresso da tutti i punti di vista. La mortalità infantile che è crollata, c'è ancora una mortalità, purtroppo l'11% delle persone soffre la fame, però negli anni 70 era il 24%. Le aspettative di vita per un malato di cancro sono notevolmente aumentate, quasi raddoppiate per un bambino. Le donne che hanno diritto di voto ormai sono in 194 paesi del mondo su 195. Il tasso di scolarizzazione nel mondo è a livelli quasi totalitari e l'88% dei bambini entro un anno di età nel mondo sono vaccinati. L'88%. Ebbene, però, questo ha portato anche a dei grandi cambiamenti, questi progressi tecnologici, no? Perché quello che noi pensavamo immutabile, in realtà, sotto alcuni punti di vista, è già storia. Chi di voi non ha mai preso in mano questo oggetto? Alzate la mano, per favore. Giulia, tu non l'hai mai preso in mano, lo so per certo, quindi tu devi alzarla.
L'avete tutti preso in mano? Perfetto. Ecco, anche lì. Bene, sapete cos'è questo? No? Non lo chiedo alle persone più âgée qui davanti. Questo è il rullino di una macchina fotografica. Io stesso ero convinto che questo sarebbe stato e mi avrebbe accompagnato questo oggetto nel corso di tutta la mia vita. Ma poi, sempre in quel grandissimo anno, sempre nel 1975, l'anno in cui sono nato, in Kodak, che era una multinazionale enorme, 240.000 dipendenti, una delle società con la più alta capitalizzazione, ebbene un ingegnere all'interno di questa azienda, si chiamava Sasson, inventò questa cosa, pesava 4 kg, piccolo vitello, ed è il prototipo, il primo prototipo di una macchina fotografica digitale. Ci metteva 24 minuti per fare una fotografia che aveva una risoluzione di 0.01 megapixel. 2 scatole infinite a fare una foto con sta roba, evidentemente, no? E quando questa persona andò dal suo amministratore delegato felice di questa innovazione dicendo guarda cosa ho inventato, questo sarà il futuro, il suo amministratore delegato sapete cosa rispose? Noi siamo una società chimica e che produce carta, cosa ci può mai servire una cosa simile? Guardate, proprio Nokia si dimenticò il motivo per il quale era nata. Il payoff, lo slogan di Nokia era preservare i ricordi. Preservare i ricordi. Pensate dove sarebbe oggi, scusate, non Nokia, Kodak, oggi se avesse mantenuto l'ownership di questo brevetto che ovviamente non fece. Ebbene, se noi ci guardiamo negli ultimi 20 anni, le principali aziende del mondo per capitalizzazione, dimensione, sono tutte aziende tecnologiche, aziende che non hanno subito quest'onda tecnologica, ma hanno innovato. Ebbene, chi non ha innovato? Non c'è più. Panam, una compagnia aerea, addirittura nel film 2001 di Sera allo spazio di Kubrick, era previsto nella mente visionaria di Kubrick che fosse Panam a fare la navicella spaziale. Per quanto era grande e di dimensioni enormi questa compagnia che non c'è più, la compagnia aerea che non c'è più. Blockbuster nel 2000 poteva comprare per $50 milioni Netflix. Blockbuster non c'è più. Netflix è in tutte le vostre case, o sono convinto in almeno l'80% delle case, nei telefonini, dei smartphone dei più giovani. Ebbene, grandi cambiamenti in corso che ci sono stati in questi anni, sicuramente positivi, che hanno di fatto modificato 2 grandi aspetti. Il primo, ed è una bruttissima notizia per voi, che tutto quello che oggi imparate scade come un prodotto alimentare. Tutto quello che si impara in una carriera scolastica e nei primi anni di vita lavorativa, dopo 5 anni non serve più a niente. Pesante sentirselo dire, però è così. E il 75%, non il 50% delle società che oggi sono tra le principali 500 società al mondo, quindi 3 su 4, non ci sarà più fra 10 anni. Probabilmente in Italia il 50% delle società attorno a noi non ci sarà più fra 10 anni. E se vogliamo fare adesso con questa macchina del tempo un percorso in avanti, andiamo un po' a vedere quali saranno i principali cambiamenti, perché si parla sempre solo di tecnologia, che è importante, ma non è solo quello. Perché uno dei principali cambiamenti in corso, che avrà degli impatti nelle nostre vite, sapete qual è? Cambiamenti climatici. Che non è solo il fatto che oggi c'è caldo e siamo al 20-21 di ottobre, è il fatto che ci sono intere zone desertiche, sempre più deserte, non c'è più acqua, calotte polari senza più ghiaccio, uragani, situazioni climatiche così estreme che non puoi non tenere in considerazione, che portano, non solo per questo motivo, ma anche a situazioni come queste, attuali. E i flussi migratori, legati soprattutto agli aspetti climatici, avranno dimensioni non come quelle attuali, ma come quelle attuali moltiplicate per 1000, per 10.000. E c'è ovviamente anche un tema demografico, se ne parla molto, ma quali sono esattamente i numeri? Questo lo uso per insegnare ai miei figli quanti siamo nel mondo.
Siamo in 4 milioni, perdono, in 7 milioni, e dico sempre, imparate il PIN del mio telefonino, 1, 1, 1, 4, 1 le Americhe, mezzo sopra e mezzo sotto, 1 l'Europa con tutta la parte della Russia, 1 l'Africa, 4 l'Asia, 4 più 1 fa 7, 2015. Siamo già a 7 miliardi e qualcosa. Nel 2100 cosa succederà? 1, 1, 4, 5, un PIN un po' più complesso ma si può ricordare, ossia ci sarà un incremento di 3 miliardi di persone, 4 miliardi di persone dove? In Africa e in Asia, in particolare in India. Ma già nel 2050-2060 avremo 2 miliardi di persone in più, 1,5 miliardi dei quali in Africa. In Italia nel 2050 passeremo dagli attuali 60 milioni ai 53 milioni, 7 milioni di persone in meno. E l'altro grande tema è l'invecchiamento della popolazione, che segue ovviamente una crescita demografica. Poi non preoccupatevi, non andremo a 100 miliardi di persone sulla Terra, ma arriveremo a 11 e quella sarà la dimensione che manterremo nei prossimi secoli, salvo catastrofi di qualunque. E questa è la popolazione suddivisa per fasce di età. Di 7 miliardi che eravamo nel 2015, 4 miliardi hanno meno di 30 anni di età, quindi più della metà. Nel 2060 avremo questi 10 miliardi di persone, di cui sempre 4 miliardi sotto i 30 anni, il resto crescerà. Ed è importante considerare i cambiamenti demografici in corso insieme a quelli sociali e quelli climatici, perché incideranno nelle nostre vite, incideranno nel nostro modo di pensare, di lavorare, di essere cittadini. E poi ovviamente ci sono i cambiamenti tecnologici, in parte ne abbiamo già parlato e ho ascoltato con molto interesse, ma io mi ricordavo che con uno scarsissimo successo utilizzavo una mappa per muovermi quando giravo per le città. Era pessimo, era un disastro. Voi, ragazzi che siete qui di quarto, quinto e superiore, non avete mai usato probabilmente una mappa geografica. Perché? Perché poi c'è stato il GPS nella macchina del vostro papà o della vostra mamma, ma forse anche questo è già vecchio, eravate piccoli. Oggi cosa si utilizza? Questo. Cioè, un telefonino dotato di intelligenza artificiale, machine learning insieme, GPS nelle nostre tasche. Ma già nel 2018, mi capita quando sono in Silicon Valley, salgo su queste auto, a guida autonoma. Qua simpaticamente si dice, finalmente un po' di traffico, posso rilassarmi. Perché? Perché le auto a guida autonoma funzionano meglio quando c'è traffico, quando ci sono auto davanti e dietro. E quindi quando c'è traffico tu puoi togliere le mani dal volante e leggere un giornale o un libro o giocare a carte, quello che vuoi. Ebbene, questi 3 grandi cambiamenti in corso, climatici, socio-demografici, tecnologici, hanno un impatto pazzesco. Abbiamo sentito parlare del termine tecnologia esponenziale. Perché esponenziale? Perché è come un'onda che sta arrivando, che lo vedi lontano e dici ma guarda che onda, e poi diventa uno tsunami. E per risolvere questo problema, questa tecnologia esponenziale che possiamo chiamare stampa in 3D, blockchain, nanotecnologie, biotecnologie, ma non importa il nome, importa che hanno un impatto fortissimo su tutta la vita, su tutti gli aspetti, non solo il lavoro, ma anche sulla vita sociale di ciascuno di noi, insieme agli aspetti e ai grandi cambiamenti climatici e socio-demografici. E ci sono per forza di cose necessarie delle riflessioni. Abbiamo visto che gli ultimi 20 anni è stato il periodo di più grandi cambiamenti tecnologici nella storia dell'umanità, i più grandi miglioramenti nella vita nel mondo. E questo cambiamento che sta arrivando nelle sue 3 grandi direttrici ci richiede delle riflessioni, con delle risposte che non sono scritte nel futuro, ma sono probabilmente scritte nel nostro passato, nei classici, nella filosofia, negli studi umanistici, non solo nelle materie STEM. E per questo vi faccio vedere un breve video che è la nostra iniziativa, quello nella quale io e Stima abbiamo dedicato e stiamo dedicando la nostra vita, un'iniziativa no profit. Increasing number of people, and poverty rate is the lowest ever. Literacy and education are now accessible to everyone, and the development of technology is giving us an incredible power with just the touch of a finger. In few years,
artificial intelligence, robots, 3D printing, nanotechnologies, and all new emerging exponential technologies will disrupt and transform industries, companies, careers, and lives. Imagine what we can do with these technologies. Create meat in a lab, find new sources of energy, allow paralyzed people to walk, DNA personalized treatments, support elder people as never before, get great support at home. But at the same time, we face big challenges. More powerful weapons, threatening of privacy, and being constantly under control, more powerful hackers, and so much more. We can face these challenges together through education, discussion, and collaboration. We can understand the impacts of the changes deriving from exponential technologies and drive them toward the best possible future. Impact School. Join the conversation. Let's shape the future together. Perché il combinato disposto di questi cambiamenti veramente cambieranno qualunque cosa nel modo in cui siamo abituati a vederle. Una cosa molto semplice e banale, ieri era un evento. Voi sapete che l'aumento della popolazione ci porta a un grande problema di alimentazione di proteine. Per fare un chilo di carne servono 150.000 litri di acqua, non ce n'è per tutti. Però ieri era un evento, ho mangiato carne fatta non in vitro, ma con proteine vegetali, cioè da piante. Devo essere onesto, il gusto non è ancora quello della bella bisteccazza, però ci stiamo avvicinando. E alcune riflessioni anche simpatiche su quello che sarà l'evoluzione. Le tecnologie ci porteranno probabilmente a vivere oltre i 120 anni. Ebbene, cambieranno anche il modo di pensare al mondo del lavoro. Sono spunti di riflessione. Io, se so che devo vivere ancora 100 anni, posso programmare la mia carriera in 4 momenti diversi. Prima faccio l'uomo d'affari, poi l'imprenditore e poi, perché no, il medico o il cantante. Già oggi, in alcuni consigli di amministrazione, hanno preso le persone, le hanno messe da parte, hanno messo un'intelligenza artificiale. Il robot domestici. Quando ne ho parlato una volta con mia mamma, sai, magari un domani ti daremo un robot domestico quando avrai bisogno. E subito, ma come si fa? Ma non è pensabile. E molti di voi penseranno, ma non ci si può affezionare a un robot domestico. E io ho 2 provocazioni per voi. Cosa succede se perdete il vostro telefonino, che è un oggetto inanimato? E provate a pensare agli esperimenti che già stanno facendo in Giappone, dove questi robot hanno la forma di un animaletto, perché è dimostrato che un piccolo animaletto produce nell'uomo l'ossitocina, la stessa sostanza che produce il nostro organismo quando vede un bambino piccolino e quindi tiene voglia di accarezzarlo. I cambiamenti che abbiamo sull'industria, ma non è il momento di parlarne, quelli che avremo nella moneta. Tutti sentono parlare di Bitcoin, non sarà forse quella l'evoluzione, ma è la blockchain che ci sta dietro. Come cambierà l'istituto dei trasporti? 2 aspetti. Se io ho una stampante 3D che mi stampa in casa la mia scarpa, devo comprarla su Amazon che venga direttamente in nave? Quindi magari fra 20 anni le società che fanno container e trasporto avranno un problema, ma oggi, grazie al cambiamento climatico, possono utilizzare nuove rotte perché ci sono meno ghiacci, quindi risparmiano soldi. Quindi cambiamenti che si intrecciano costantemente e li vedremo sempre di più in qualunque ambito della nostra vita, forse anche nella politica, e già oggi ci sono dei software che sono degli aiuti a psicologo per indirizzare al meglio l'ascolto e la cura. Ebbene, di fronte a questi grandi cambiamenti ci sono 2 scuole di pensiero, come sempre. Da una parte c'è chi crede, saranno distrutti milioni di posti di lavoro. Dall'altra quelli che ritengono, no, come la World Economic Forum, no, saranno creati milioni di posti di lavoro entro il 2020. Cioè, è vero, già oggi ci sono 200.000 posti di lavoro sull'intelligenza artificiale in Europa, dove mancano persone abbastanza capaci per poterci lavorare. Ma come tutte le cose la verità sta nel mezzo, è molto più complessa, e per affrontare al meglio questi temi che dobbiamo veramente metterci nell'ordine delle idee di affrontare questo cambiamento insieme. Come? Sapendo quello che sta per succedere nei prossimi 20 anni.
in questo paese, ma soprattutto nel mondo. Ebbene, partendo dal presupposto che il sistema educativo nel nostro paese è ancora fermo a una carriera di questo tipo, quando già oggi è così e chissà come sarà domani, ci sono delle regole da seguire per affrontare al meglio le sfide che vi attendono e spero anche ci attendono. La prima cosa, è giusto guardare al lavoro di domani, è giusto pensare che ci siano persone, associazioni e società che aiutino voi e noi al lavoro di dopodomani. Ma questo paese, questo mondo ha un urgente bisogno di una visione di lungo periodo. Siamo passati dalla canoa alla galea, dal treno a vapore alle astronavi, ma nessuno ci sta dicendo dove stiamo andando. La visione di lungo periodo serve ai leader civici che così possano e riescano a mettere i grandi cambiamenti in corso in politiche concrete per i cittadini. Servono le imprese per anticipare i rischi di un grande cambiamento e quindi di finire in quel 75% che ci sarà. Ma serve anche a noi giovani, o meglio, a voi giovani e noi un po' meno giovani, perché solo se abbiamo una prospettiva di lungo periodo troveremo le risposte alle domande che abbiamo, che avete. Ma è solo se abbiamo questa prospettiva di lungo periodo, quindi ragionare insieme su quello che sta per succedere, che si può fare in modo che ogni singolo giorno diventi un insieme di un disegno più grande, di un viaggio più bello, straordinario. Ma non è ovviamente l'unica cosa, la visione, da considerare. E questo è uno degli aspetti che a noi sta più a cuore. Gli studi devono ovviamente cambiare l'approccio. In primis ci servono nuove materie. In America dicono code or be coding, programma sarai programmato, ma non per il saper programmare, per entrare in una mentalità. Ma ancora più a fondo c'è questo aspetto. Dalla rivoluzione scientifica ad oggi, le materie umanistiche, quelle tecnologiche o STEM, sono state viste proprio in modo separato, dimenticandoci che tutte le materie, anche quelle tecniche, sono passate dalla filosofia per diventare una materia a sé stante. Ebbene, la storia ci insegna, e anche i paesi più avanzati ci insegnano, che sono proprio il gusto del bello, lo spirito critico, il senso dell'arte, gli studi umanistici insieme alle materie STEM, che possono aiutarci ad affrontare al meglio e a ragionare al meglio i cambiamenti in corso. Le lingue straniere. Negroponte, fondatore del laboratorio dell'MIT a Boston, dice che prenderemo una pasticchetta, qualcosa succederà nel nostro cervello e sapremo una lingua straniera. Probabile. Ma non è solo quello. Imparare una lingua straniera o le lingue straniere ci fa calare in una cultura. Ricordiamoci, l'italiano diminuisce come presenza nel mondo, crescono le altre culture. L'aspetto della filosofia, l'abbiamo già sentito dire dai colleghi precedentemente, filosofia, spirito critico, etica. Continuous learning, imparare sempre in modo costante, anche dei lavori moderni come quello del web designer, nato 15 anni fa, è vecchio. Primo, perché ti devi sempre adeguare a nuovi sistemi. Secondo, perché io i siti li faccio attraverso altri siti che me lo fanno quasi in modo gratuito. Soft skills, capacità di ascoltare, già detto fantasticamente prima, la capacità di imparare costantemente e di adattarsi alle nuove tecnologie. E quella che forse a me sta più a cuore, lavorare in gruppo. C'è un aspetto fondamentale. Richard Florida, un economista, ha trovato che nei paesi dove si cresce di più nel mondo ci sono 3 caratteristiche: talento, e noi italiani abbiamo da venderlo, tecnologia, non parliamone, e la tolleranza. Guardate la Silicon Valley, Berlino, Londra, Parigi, guardate Lisbona, guardate... A noi manca forse la tolleranza, perché nel diverso, nella diversità di punti di vista, che noi riusciremo veramente a creare un qualcosa per cui la tecnologia non sia il fine, ma sia il mezzo per raggiungere la nostra felicità e il nostro scopo su questa vita. E infine permettetemi di dire, chiudendo, che il futuro non è destino, il futuro non è già scritto, il futuro è un insieme di azioni che ogni giorno possiamo compiere nella nostra vita, seguendo quello che ci siamo detti fino a questo momento. E allora se lo faremo, se lo farete individualmente e anche insieme agli altri, ecco che allora queste pagine riusciremo a scriverle col migliore dei futuri possibili. Grazie. Grazie Andrea Musi. E tanti stimoli. Poi
proseguiamo il nostro viaggio, abbiamo un'altra storia che arriva tra l'altro su questo asse veneto, perché ci spostiamo non di tanto, andiamo a Roncade, dove c'è un polo che si occupa di pensare l'innovazione e di formarci in maniera laterale anche ai processi di innovazione che poi portano al fare impresa, e dalle start-up poi arrivano anche a costruire tessuti legati alle piccole e medie imprese, del quale parleremo poi nell'intervento successivo. Lascio la parola a Daniele Abate, a capo delle istituzioni, Institutional Manager di H-Pharma. Benvenuto Daniele a Tubi Verona. Salve, buongiorno a tutti. Allora, per chi non lo sapesse, H-Pharma è quello che era un incubatore, nasce nel 2005, in un posto veramente ameno, perché nella campagna veneta più profonda, a Roncade, a Catroni, esattamente. E oggi, nel 2018, diciamo che è molto cresciuta, abbiamo sedi in diverse parti d'Italia, Milano, Torino, Catania, e la nostra idea è di cambiare quella che è l'ipotesi dell'innovazione solamente da un punto di vista specifico verticale, ma invece andando ad allargarci su più temi, ovvero quello che è l'educazione, la consulenza alle imprese e l'open innovation attraverso le start-up. Vi mostro questo video intanto. We are ready to take you by the hand and guide you on a journey that begins with your dreams. We are here to teach you that there are no limits. You will meet mentors who will tell you about the future. You will nurture your passions. You will imagine all possibilities and, little by little, learn how to make them reality. We are here to encourage you to give shape to your desires and to show you that making mistakes means growing, and that failure is a push towards change. We are here to believe in your ideas, to foster and guide them, to invest in them and take them to market. We are here to change the rules of the game. While the world is currently changing, and new contexts must be observed and explained, and the huge opportunities of our time seized. We are here to help you understand tomorrow's scenarios, ready to embrace new challenges, implementing winning strategies, and creating new paths. The road of such an ambitious journey can take you anywhere and can start right here. Devo dire che sono super d'accordo su tutto quello che è stato detto prima nell'intervento di Andrea Dusi. Cioè, devo dire che potrei fare lo stesso intervento uguale, perché è esattamente quello che penso anch'io sull'innovazione e l'educazione. Quello che posso fare adesso è solamente dirvi come la viviamo noi in H-Pharma a questo punto. Quello che pensiamo sia importante sia riuscire ad avere una visione olistica, come si dice, come piace dire adesso, una visione, come dire, dove tutti gli elementi dell'innovazione si convergono e si contagiano. La famosa contaminazione, no? Perché? Perché effettivamente quella che è innovazione pura, quella che è l'idea di start-up, quello che è il concetto di start-up, con quella che invece è il cambiamento nella grande azienda, con l'educazione, sono effettivamente tutti aspetti di un unico grande scenario che, tolto un elemento, ha difficoltà a vivere da solo. Lasciamo perdere adesso i numeri su crescite esponenziali, lavori del futuro, eccetera, eccetera. Quello che
penso sia veramente importante sottolineare, e quello su cui lavoriamo noi in Age Pharma, è proprio l'aspetto umano. Age sta per human, quindi come appunto si diceva ben prima, l'aspetto umanistico, l'aspetto, io lo chiamerei quasi un umanesimo digitale, è essenziale per quelli che sono i cambiamenti necessari nell'educazione, perché effettivamente la capacità oggi di prevedere quelli che sono i cambiamenti tecnologici è assolutamente a brevissimo lasso di tempo, perché non abbiamo assolutamente idea di quelli che saranno effettivamente i cambiamenti, e quindi è impossibile pensare a quello che sarà effettivamente un profilo di lavoro necessario in un'azienda, perché quello che ci chiedono le aziende oggi non può essere qualcosa che tu fai una preparazione che tra 5 anni sarai pronto, perché gli serve oggi, perché tra 5 anni probabilmente gli servirà qualcosa di diverso. Allora, su che cosa possiamo lavorare? Possiamo lavorare su quelle che sono quelle competenze più umane, perché alla fine l'innovazione è nell'educazione e nell'umano. Quindi la creatività, la capacità di lavorare in team, la volontà di provare anche se sai di fallire, questa mentalità da start-up. Secondo me nelle scuole bisognerebbe far fare una start-up e farla fallire, perché bisogna capire che le cose che vai a provare a fare non è detto che avranno un successo, non è detto che sarai miliardario, ma è detto che se tu continui a riprovare da qualche parte alla fine arriverai. Ma questo si fa in team, ma questo non è quella sorta di, come dire, competizione a cui eravamo abituati prima, per cui a scuola ti mettevano in competizione con i tuoi compagni all'università, con il voto che dovevi prendere. L'idea centrale è che effettivamente il lavorare in team, non aver paura di sbagliare, il poter, come dire, vivere le proprie emozioni come una risorsa invece che come una debolezza, il fatto di fare, il professor Schwartz, che suona anche di politiche educative di Harvard, dice: bisogna tornare a fare con le mani, che dici, caspita, com'è? Bisogna tornare a giocare col meccano, a magari usare la stampante 3D, a prendere un oggetto elettronico, smontare e provare a rimontarlo, fare con le mani, cioè, secondo il professor Schwartz, questa idea di manualità in realtà è necessaria per migliorare le proprie capacità di astrarre, perché alla fine tutti noi che siamo nel mondo del lavoro da anni sappiamo che l'unica competenza che veramente ti chiedono in qualsiasi lavoro è la capacità di risolvere problemi, problem solving, che sia attraverso il pensiero computazionale, che sia attraverso qualsiasi strategia che tu possa apprendere. In realtà la capacità centrale è proprio quella di saper risolvere dei problemi. Proprio per questo continuiamo a lavorare in queste capacità che sono creatività, curiosità, capacità di trasmettere agli altri quello che è il tuo pensiero, capacità anche di vedere le cose in maniera trasversale, non più come delle materie specifiche. In Svizzera c'è questa tendenza ora di tu fai un lavoro, sei il manager in un'azienda, prendi 6 mesi sabbatici, vai a lavorare in un'azienda di tutto un altro settore, vai a fare il training, vai a capire come funziona quello. Poi magari dopo 6 mesi torni a rifare il tuo lavoro o magari ti fermi lì. Se torni a fare il tuo lavoro avrai appreso comunque delle competenze nuove che ti saranno utili a migliorare quella che è la tua capacità di performance all'interno di quel nuovo, di quel lavoro. Le capacità oggi non sono solamente quelle di usare delle tecnologie, ma è quella di comprendere queste tecnologie come possono essere utili nel tuo mondo. Quindi
non è tanto sapere come effettivamente quella tecnologia funziona, ma effettivamente riuscire a capire come una tecnologia del genere può essere utile al tuo mondo, come è quella per esempio della realtà virtuale, che sicuramente, come dire, è proprio un esempio perfetto, perché una capacità una tecnologia che puoi applicare in mille settori. In questo noi effettivamente abbiamo un'offerta formativa che va dall'asilo all'università, proprio perché abbiamo pensato che per portare innovazione, se effettivamente vogliamo innovare in questo paese e in generale nella società, l'aspetto dell'educazione, l'aspetto della scuola non può essere tralasciato, perché è effettivamente la chiave di volta per questo cambiamento. Perché oggi sappiamo tutti che questi cambiamenti sono, come dire, avvengono anche senza di noi. Airbnb, Alibaba, Facebook, Uber, tutti esempi di società che hanno completamente stravolto quello che era il modello di business in quel settore fino a quel momento. La capacità creativa, quindi la capacità di saper individuare delle possibili soluzioni a cui nessuno aveva pensato fino a quel momento, è lo strumento necessario. Come diceva prima, la capacità italiana alla creatività è essenziale, perché non è tanto apprendere delle competenze di economia generale, ma è la capacità di saper vedere oltre, di saper vedere dove gli altri non hanno guardato e dove, se non nella scuola, puoi apprendere questa competenza. Dare effettivamente la fiducia alle persone nella propria capacità di sognare, e quindi il sogno come possibilità, come strumento di innovazione reale, che poi ha una ricaduta economica, che poi ci porta a quelle rivoluzioni che oggi tutti noi come dire, stiamo vivendo, stiamo subendo, ma proprio per questo i ragazzi oggi in realtà hanno una grande possibilità, in realtà, rispetto a quello che è stato il passato, rispetto a quello che è state le generazioni passate, che da un certo punto di vista, con l'idea del posto fisso, queste cose sembrerebbero quasi più fortunate, in realtà non lo erano, come lo sono quelle di oggi, perché la grande ricchezza, il grande strumento che è stato reso possibile, che forse neanche, come dire, i ragazzi si rendono conto oggi di quale sia la fortuna che hanno, è la conoscenza, è la capacità di conoscenza gratuita. Fino a quando eravamo più piccoli noi, a poter accedere alla conoscenza era un costo importante. Oggi la conoscenza in realtà è alla portata di tutti. Tutti noi abbiamo la possibilità continuamente di poter accedere a qualsiasi tipo di informazione nel mondo a livello gratuito. Questo ovviamente, se uno ha la voglia e la curiosità, e qui torniamo quindi sempre a questo mantra per cui creatività, curiosità, voglia di provare, voglia di fallire, diventa centrale. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like.
everything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? Questo per dire che we used computer. L'innovazione non è qualcosa che, come dire, puoi fermare con leggi, creando dei muri. Non è che da oggi decidiamo che i supermercati devono avere 3 cassieri e quindi per questo effettivamente dovrà continuare a essere così. Perché nel resto del mondo il cambiamento non è domani, è già avvenuto. Amazon Go esiste già, non è una cosa che sto pensando io, cioè andare al supermercato dove non c'è nessun cassiere non è un progetto, è una realtà. Il portare pacchi con i droni non è che sto parlando di una cosa che già esiste. L'altro giorno ero in Pharma, è venuta da me una assegnista di ricerca con cui stiamo facendo una collaborazione e mi ha chiesto perché sta facendo un lavoro su le relazioni, anzi le conseguenze legali dell'intelligenza artificiale. Ovvero il discorso era, al di là di Tesla, macchine che si guidano da sole, che è il più banale, però un'intelligenza artificiale attraverso il machine learning amplia le proprie competenze e prende delle decisioni autonomamente. In quel momento lì, quando quell'intelligenza artificiale sta prendendo quella decisione che non è più data dal programmatore, a quel punto chi è il responsabile? Che io fino ad oggi non ci avevo mai pensato, ma è un fatto, e come diceva nell'intervento prima, non è un fatto che succederà domani. Ci sono intelligenze artificiali che regolano i mercati finanziari, ci sono intelligenze artificiali che scrivono articoli sui giornali, cioè non stiamo parlando di concetti futuribili, stiamo parlando di un concetto che è d'oggi. Quindi effettivamente pensare oggi, se io avessi la macchina del tempo e potessi tornare indietro e mi chiedessero cosa voglio fare, io farei assolutamente di tutto per migliorare le mie capacità umane, perché sono quelle che effettivamente domani ti serviranno veramente nel mondo del lavoro, nella capacità di poter avere quelle competenze che effettivamente le persone, le aziende, il mondo ti richiedono. Grazie. Grazie per averci portato nel mondo di Roncadem, averci fatto poi fare il giro del mondo davvero sulle tante applicazioni. Questa cosa che ha detto Abate sul fatto che i giornalisti saranno sostituiti da robot un po' mi spaventa, però ognuno il suo, insomma, sono già sostituiti, sono già. Allora, vedete come ha senso ragionare di una formazione continua e come ha senso ragionare di luoghi di lavoro che sono diventati oggi ibridi, sono qualcos'altro. A Roncade nascono e hanno attecchito tante start-up, quindi tante imprese innovative. Oggi queste start-up si legano anche al mondo delle PMI, piccole e medie imprese o imprese piccole innovative, andando a ragionare sempre di più verso realtà che appartengono al nostro tessuto produttivo. Abbiamo un ultimo intervento, prima però di presentare il prossimo ospite vi dico che rispetto alla presentazione di Abate avete visto quelle esperienze di intelligenza artificiale, le possibilità che date dalla realtà immersiva, quindi realtà virtuale e realtà aumentata, soprattutto la virtual reality. Allora, nelle postazioni che troverete all'uscita quando finiremo questa mattinata alle ore 13 ci sono un paio di postazioni legate a Wii Arena, che sapete essere il più grande parco digitale di intrattenimento, una realtà che nasce nel nord Italia e che è una realtà di eccellenza europea. Ci sono tante modalità di applicazione della realtà virtuale e della realtà immersiva.
Proprio di realtà immersiva e di formazione immersiva parla il nostro prossimo ospite che arriva dall'Excel Center di Boston, Massimo Andriolo. Ci parla dei programmi di accelerazione per la crescita delle piccole e medie imprese. Massimo Andriolo, grazie. Signori, anzitutto permettetemi di iniziare con una dichiarazione d'amore e poi una buona notizia. La dichiarazione d'amore è l'amore verso Verona, siete strafortunati, amo la vostra città, è veramente bella. E la bella notizia è che sono l'unico speaker tra adesso e il pranzo, per quello fra poco siete a stomaco pieno. Bene, perché sono innamorato di Verona? Verona solletica sia il mio emisfero destro del cervello, cioè la parte creativa, quella di bellezza, quella di eleganza, che è tipica italiana, però anche quella sinistra più strutturata, più matematica. E se si dice che l'innovazione si crea proprio dove si intersecano cuore e mente, vedo potenziale in Verona adesso e vedo anche potenziale in futuro, perché riuscite a convergere questi due modi di fare e a me quello strutturato sta più a cuore, perché avendo passato molti anni negli Stati Uniti e essendo di origini altoatesine devo dire che mi piace molto. Abbiamo parlato di un mondo in fortissimo cambiamento, abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo parlato di formazione, ma come riusciamo a aiutare le PMI, che sono la colonna vertebrale del nostro sistema economico, della nostra politica, delle nostre tasse, a supportarle e a prepararle per questo mondo? È proprio questo di cui vorrei parlare con voi oggi, condividere con voi le esperienze che abbiamo maturato creando il più grosso acceleratore di piccole e medie aziende al mondo. E per questo onore ringrazio moltissimo la dottoressa De Strobel e Assim di avermi qui oggi. Bene, un secondo che prendo il clicker. Io sono, come vi dicevo, responsabile di questa società che si chiama Excel Center for Innovation, Excellence and Leadership, basata a Boston, che ho cofondato nel 2007, che ha più o meno 45 anni di esperienza in due campi. Il primo è quello di supportare aziende proprio nell'identificare, strutturare e sfruttare nuove opportunità di crescita. Il secondo è quello di formare circa 5.000 persone all'anno, team aziendali, imprenditori, professionisti e studenti universitari. Studenti universitari, per esempio la Harvard University, MIT, London School of Economics e da poco anche nel C-Lab Veneto qui a Verona, trasferendo loro conoscenze, competenze e metodi di innovazione che Forbes Magazine ha detto essere tra i top 20 al mondo. Innovazione è un termine molto, permettetemi il termine, sexy. Corsi di innovazione ne vedrete dappertutto, anche lì bisogna iniziare a dividere quello che vale e quello che non vale. Anche lì ci sono delle certificazioni che certificano questi corsi, perché se non si va troppo nella creatività, però come dite a Verona o in Veneto mi hanno detto strucca, la creatività deve portare anche qualcosa di un valore economico per le aziende e per il territorio. Questa diapositiva non la discuterò più, l'ha detta Andrea Dusi, l'ha detto il signore di H-Farm, futuro molto complesso, tante aziende moriranno in futuro. Permettetemi però di dire una cosa che vedo lavorando un po' in tutto il mondo, che oggi vediamo la concorrenza e pensiamo arrivi dai soliti noti, ma non è così. La concorrenza arriva sempre di più dalle persone che non ci immaginiamo. Un breve esempio, io sono originario di un piccolo paese dell'Alta Badia, che sarebbe in Alto Adige, 7 mesi all'anno di neve, macchine grosse, un sacco di botte, i carrozzieri dovrebbero farsi un sacco di soldi. Qualche tempo fa mi sono beccato una bugna nella macchina, vado dal mio carrozziere di fiducia e mi dice che sono uno dei suoi ultimi clienti perché dovrà chiudere. Io dico, ma sei matto? Sei tra gli unici, sei bravo, un sacco di macchine, perché chiudi? C'è un nuovo concorrente? La risposta sua è stata questa: da quando questi bip 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 deficienti di Bosch hanno inventato i sensori di parcheggio, la gente va a sbattere meno e per questo lavora meno.
Capite che Bosch può essere un nuovo concorrente per un carrozziere qui a San Giovanni Lupatotto. Bisogna vedere l'innovazione, la dirompenza in maniera più vasta di quanto siamo abituati a vedere. Questa diapositiva l'abbiamo già vista, abbiamo parlato anche di idee. Una volta per creare un'azienda ci volevano decenni. Aziende create in decenni sono morte, i nostri uffici a Boston sono il Kodak Building, ex Kodak Building, so molto bene cosa faceva Kodak, ma se vediamo che nel 2007 per esempio non esistevano ancora gli iPhone e oggi in poco tempo hanno distrutto l'industria del telefono, Nokia, BlackBerry, Motorola, stessa cosa nel settore degli alberghi con Airbnb, vediamo quanto velocemente i ragazzi giovani hanno possibilità in poco tempo di mettere qualcosa in piedi che è grandioso, che veramente va a impattare il mondo. Parliamo di start-up, bellissimo. Noi abbiamo diversi acceleratori di start-up in giro per il mondo e qualche tempo fa un governo è venuto da noi e ci ha chiesto: vogliamo irrobustire il nostro sistema economico aiutando le start-up a crescere. E come dice Andrea Dusi, che ho sentito in una sua conferenza stampa, 96% di start-up muore entro il quinto anno. Bene, ci abbiamo pensato a lungo, vogliamo mettere in piedi questo acceleratore di start-up, questo network, per fare un'economia più robusta e più vibrante. Ci abbiamo pensato per qualche giorno e abbiamo detto: signori, no, non lo facciamo, perché troppo rischio, non riuscirete a rendere la vostra economia più robusta e più vibrante, specialmente in periodi di incertezza politica ed economica, e vedendo anche i trend sociali economici che abbiamo visto giustamente questo, che la colonna vertebrale dell'economia non è fatta da start-up, non è fatta da grandi aziende, però dalle PMI, che danno da lavoro più o meno, da quanto mi risulta in Italia, più o meno l'80% della forza lavoro e generano oltre il 90% di fatturato. Però attualmente mi sembra che le stiamo un po' sottovalutando. E non è difficile, perché le PMI hanno già delle competenze, non bisogna crearle da nuovo, hanno dei clienti, sanno gestire, hanno le capacità gestionali già basiche, hanno dei clienti sui quali puntare, hanno già esperienza e ogni tanto hanno anche fiducia nelle banche del credito. Cosa abbiamo fatto? Elisabetta, Disruptive Learning. Abbiamo creato il più grosso acceleratore di PMI attraverso il quale acceleriamo la crescita di più o meno 800 PMI in Nord America, in Canada, in Colombia, in Latino America e in Cina. Un percorso che va da una parte a trasferire passione ed urgenza per pensare in maniera nuova, in parte anche con gli esempi che avete detto voi, che sono stati detti prima, su quanto cambierà il mondo, bellissimo quello di Amazon Go. Poi, senza andare a essere troppo rompiscatole, troppo accademici, andiamo a trasferire delle competenze base di innovazione, gli mostriamo strumenti e metodologie, e poi mettiamo insieme delle aziende di settori adiacenti, perché se sono nello stesso settore spesso sono gelosi e vanno a litigare. Li facciamo lavorare insieme nel trovare delle soluzioni di crescita e di competitività per la propria azienda, collaborando. Il tutto in circa 12 giornate, lezioni frontali e poi action. Rimbocchiamoci le maniche, cioè di workshop insieme. Vi do un esempio. In uno di questi percorsi di accelerazione c'era un'azienda che produceva materassi e l'abbiamo messa a lavorare con un'azienda di tecnologia. Cos'è successo? Che hanno visto che uno dei problemi è quello dei materassi sporchi, acari, che non vanno a essere puliti e tirare a molla. Hanno sviluppato un sensore collegato a un'applicazione che ti dice, campanello d'allarme, se il materasso è sporco o no. Hanno creato dei materassi innovativi, hanno sviluppato una piattaforma di crescita con la tecnologia e una serie di servizi che ti permettono di andare poi nei momenti giusti a pulire il materasso, permettendoti un sonno migliore
vendendo un po' il sogno che fa anche Red Bull, dormendo meglio riesce anche a essere più performante, più felice, eccetera, eccetera. Un piccolo esempio di una piccola azienda che faceva materassi, che attraverso il processo di accelerazione ha trovato delle nuove aree di crescita condivise. Nel 2014 abbiamo iniziato con 4 aziende e siamo arrivati a 800. Perché questo? Perché accelerando un piccolo gruppo di PMI abbiamo visto che poi gli altri iniziano a invidiarli, crei un ecosistema, un circolo virtuoso che poi dopo ti prende tutto il territorio e lo fai crescere in maniera ottima. Che cosa abbiamo imparato? Scusate, questa devo leggerla, che è piccola. Allora, da che cosa abbiamo imparato accelerando tutte queste PMI negli ultimi anni? Ancora un passo indietro, permettetemi una cosa che ho dimenticato di chiedervi. So che qui dentro nell'aula ci saranno anche tanti piccoli e medi imprenditori. Abbiamo visto negli schermi, negli esempi di prima grosse aziende come Amazon, come Tesla, come Kodak, eccetera. Ma se voi piccoli e medi imprenditori avete paura del cambiamento, non sentitevi soli. Secondo un bellissimo studio fatto da MIT e Deloitte, il 91% di imprenditori, piccoli, medi e grandi, ha paura, vede il proprio modo di operare sotto attacco. E alla domanda siete capaci di adattarvi a questo cambiamento? La risposta è no. Perché? Perché gli manca la leadership, cioè la visione di innovazione, gli mancano le persone. Ragazzi giovani, per voi è un'occasione unica per aiutare queste aziende attraverso competenze di innovazione a innovarli, e poi gli mancano i business models. Il modello di accelerazione che avete visto cerca di fare proprio tutti e tre: formare e mettere in pratica la formazione per trovare delle soluzioni concrete per posizionarsi nel futuro. Bene, cosa abbiamo imparato? 7 cose. Gli imprenditori e dirigenti che abbracciano l'innovazione, cioè quegli imprenditori o capi di aziende che sono più aperti, più motivati, hanno più fuoco nelle vene, hanno 7 volte più possibilità di avere successo di quelli che hanno paura e stanno lì e stanno aspettando il treno che li sorpassa. È vitale che le PMI sviluppano una definizione condivisa di innovazione. Vedete già oggi quante definizioni di innovazione abbiamo avuto: tecnologica, sociale, politica, scuola, non scuola, una definizione condivisa di innovazione che venga poi anche definita e condivisa all'interno dell'azienda, così tutti sanno a quale corda tirare. È vitale che le aziende con tutta questa creatività sviluppano un metodo di creative problem solving semplice e robusto da applicare nell'azienda. Cioè, come dicevo prima, strucca dal pensiero divergente, devi convergere, l'azienda deve fare soldi, se non mi dispiace, almeno arrivare a zero, se no a medio-lungo termine salta. Purtroppo mi hanno rovinato gli americani qui probabilmente, ma è così. Un'interazione e collaborazione tra team di persone, quello che abbiamo detto prima già, team di persone che collaborano all'interno della stessa azienda, aumenta di 3 volte la possibilità di avere successo di innovazione dell'azienda. Imparate a collaborare. Le PMI che coltivano minimo 7 relazioni con enti esterni, università, centri di ricerca, ASIM o chi per loro, alle 70% di probabilità in più di generare innovazioni di successo. Le PMI che applicano degli strumenti di sperimentamento, simulazione prima di andare sul mercato, testano, oggi ci sono un sacco di possibilità, hanno l'82% di più di probabilità di ottenere un ordine di acquisto, e le PMI che investono il 60% minimo del tempo nell'andare a capire il bisogno e i desideri del cliente, che cambiano sempre, trovano dei metodi per rendere facile l'acquisto dei nuovi prodotti o servizi al mercato e trovano partner sempre nuovi, hanno la possibilità di avere 4 ordini di 4 volte superiori rispetto a quelli che non lo fanno. Ecco, come vi dicevo, questi sono dei sunti che troverete anche sulle diapositive, nati dall'accelerazione di circa 2000 PMI negli ultimi anni, un po' in tutto il mondo. I risultati ottenuti terra a terra. No, scusate, devo andare avanti con questo.
I risultati ottenuti di questi percorsi di accelerazione, questi sono una piccola campione che abbiamo preso di 120 PMI che abbiamo accelerato, e non ridete, recentemente in Colombia. Medellin, secondo il Wall Street Journal, è diventata la terza città più innovativa dopo New York City e Tel Aviv. Allora il 100% di aziende che hanno partecipato a questo programma di accelerazione hanno avuto almeno un nuovo, non idea di prodotto o servizio, per un nuovo concetto realizzabile, che va dall'identificazione dei bisogni e desideri del mercato fino al business model. Il 60% ha ottenuto un ordine di acquisto per l'idea generata, cioè roba che va sul mercato ben studiata, non pura ricerca o salti pindarici. Sono stati generati 15 milioni di dollari di nuovi ordini, e quello che è molto importante è il ritorno sull'investimento. I soldi che sono stati investiti da parte dell'azienda e parte dal governo locale per questo progetto hanno avuto un return on investment del 52%. Cose testate, 120 campioni dati alla mano, è stato così. Quello che voglio dire, finendo perché so che sono in tempo, c'è proprio ancora mezzo minuto, non dimentichiamo le PMI, guardiamo al futuro, specialmente i giovani, con un sacco di passione. Chi vi dice che non avrete possibilità sta mentendo. Abbiate fuoco nelle vene, abbiate questa can do, mentalità can do, preparatevi a essere flessibili e vedrete che il futuro sarà bellissimo. Non accontentatevi del primo lavoro, ne farete 3-4 finché troverete quello magico, come per me, quello che sto facendo, e poi la vita sarà grandiosa. Grazie mille Verona, grazie mille a voi, grazie mille. Grazie Massimo Andrioli, questa esperienza di accelerazione di un numero così importante di PMI e queste regole chiave. Allora, noi sapete che questa giornata chiude un po' anche il percorso di quello che abbiamo chiamato Vision Hackathon, realizzato insieme a Impact School, un progetto che vi ha visto impegnati su diversi tavoli, 12 scuole, lo ha ricordato la preside a inizio mattina, per ripensare, per immaginare, visionare la Verona del 2050. Parliamo proprio di questa progettualità insieme a Stefano Quaglia, coordinatore commissione istruzione scuola lavoro di Assimp, possiamo dirlo, ex provveditore agli studi. Provveditore ormai non è più questa la parola chiave, però tutti ormai siamo cresciuti negli anni con la figura, insomma, del provveditore agli studi, ex provveditore agli studi, per 5 anni a capo oggi direttore della fondazione Giuseppe Toniolo. Allora abbiamo un microfono, grazie. Allora, professore, che cosa è successo durante la fase di Vision Hackathon? Allora, intanto un buongiorno a tutti, un saluto cordiale a tutti i ragazzi. Chiederei ai professori che sono in sala se di darci una mano di far rientrare quelli che sono stati travolti dal gioco della realtà virtuale, che sono ancora là. Ecco, io ringrazio le 12 scuole che abbiamo individuato, d'accordo con Impact School, d'accordo anche con Mauro Barbusera e la collega De Strobel, che hanno rappresentato, si dice, un carotaggio, devo dire così, un campione significativo da un punto di vista degli indirizzi di studio e dal punto di vista anche della, diciamo così, geografia socio-culturale del territorio. Abbiamo 5 licei, il liceo classico Maffei, il liceo scientifico Galilei e il polo liceale di Villafranca Enrico Medi, che hanno rappresentato la scuola liceale di Stato. Poi abbiamo una scuola liceale paritaria di lunga tradizione, l'Istituto Seghetti e l'Istituto Lavinia Mondin della città di Verona. 5 istituti di area liceale, 7 istituti di area tecnico professionale, 3 istituti tecnici industriali, il Marconi, di cui si è parlato prima, di Verona, il Ferraris Fermi di Verona, quindi 2 grandi istituti tecnici storici, quelli che si sono occupati, diciamo, del secondario, cioè della meccanica, adesso anche della chimica e dell'industriale nel senso stretto, e quello invece, diciamo, del terziario avanzato,
che è il Marconi, che ha elettronica, informatica e adesso anche logistica e trasporti, e il Silva Ricci, che è un polo tecnico-industriale di Legnano, quindi della Bassa Veronese. E infine 2 istituti professionali, due istituti tecnici dell'area dei servizi, che sono, diciamo, nelle posizioni opposte della città, il Marco Polo e l'Einaudi, sempre della città di Verona, e 2 istituti professionali, il Carnacina di Bardolino, quindi rappresentata dall'area nord, e il San Micheli di Verona. E il Carnacina si occupa di reception, di gestione alberghiera, di ristorazione, di sala bar, mentre invece il San Micheli è pure un polo professionale importante, perché ha gli operatori sociosanitari, ha gli aspetti commerciali, ma anche è un istituto tecnico per la moda. Quindi abbiamo una diffrazione merceologica molto ampia. Abbiamo chiesto, in presente in sala, mi pare di sapere, c'è anche una classe del liceo Messedaglia con il proprio docente. Abbiamo chiesto anche ad altri licei di essere presenti, non era facile perché il sabato si va diffondendo la tendenza a non essere a scuola, e molte scuole di Verona sono chiuse oggi. Allora, abbiamo chiesto di darci i loro ragazzi più vivaci, delle quarte e delle quinte. Di solito quando noi facciamo queste operazioni cerchiamo di lasciare stare le quinte, ma stavolta ho chiesto i prestiti proprio di darci ragazzi di quinta, qualche istituto ci ha mandato anche ragazzi di quarta, perché noi volevamo coinvolgere proprio i ragazzi che erano alla fine del loro percorso e che stanno guardando fuori cosa può succedere. Con Cristina Bozzi e Andrea Dusi abbiamo elaborato quello che io non sapevo neanche che fosse questo, ma ci sono arrivato perché, dopo spiego perché, un hackathon, che in realtà bisogna vedere un hackathon con il TH, perché gli inglesi hanno questa meravigliosa tendenza di prendere le parole, di tagliarle a fette come faceva il greco e di fare parole nuove. Come il ton lì è marathon, è la maratona. E hacker, che non sono quelli che entrano dentro nei sistemi per rovinarli, sono quelli che stabiliscono le connessioni. Quindi l'hackathon è una lunga maratona di connessione che è nata in ambiente informatico per la progettazione di nuovi assetti, di nuove linee informatiche, ed è stato preso come modello di quello che io ho tradotto come una maratona laboratoriale. Cosa è stato chiesto ai ragazzi? Di dirci loro cosa pensano che potrà accadere nel futuro. Abbiamo invertito le parti. Oggi c'è stato un flusso continuo da questo palco verso i ragazzi. Noi abbiamo capovolto la prospettiva, abbiamo chiesto ai ragazzi di dirci cosa vogliono, perché se non cominciamo a fare così continuiamo a fare prediche e loro dopo un po' si addormentano. Allora non c'è nulla di più narcotico di una comunicazione unidirezionale. Bisognava mettere i ragazzi gli uni davanti agli altri, che si guardassero negli occhi, e questa è già la prima metodologia rivoluzionaria che è avvenuta in questo tipo di incontro. Già molte scuole lo fanno, non più i banchi disposti come la falange di Alessandro, no? Con le lance puntate contro il professore, ma una circuitazione di dialogo tra di loro, in modo che si guardino negli occhi. Poi, diciamocelo francamente, quando dicono continuamente tutti sarete protagonisti, perché mi è piaciuta la proposta di Assimp? Perché non vi ha detto sarete protagonisti, ma siete protagonisti. Adesso abbiamo fatto questa cosa incredibile. Qual è l'idea mia, provocando, perché ci sono i presidi in sala, di creare un laboratorio territoriale in ogni area della provincia, uno a sud, uno a nord, uno ad est, uno a ovest e uno un paio di città, dove quello che voi avete fatto come forma eccezionale si dovrebbe ripetere con una programmazione organica e continua raccordata ai percorsi scolastici di tutti i giorni, in modo che sistematicamente ragazzi di diverse scuole si ritrovano per studiare. Dov'è che stanno studiando? Cosa sta succedendo? E allora per fare questo dobbiamo coinvolgere gli imprenditori e gli educatori. Perché? Perché sta cambiando il paradigma. Non ci sono più i laboratori scolastici. Se voi andate a vedere i laboratori di fisica, di chimica, di elettrotecnica delle scuole, sono diventati dei musei con delle macchine vecchie, perché il cambiamento è continuo. Allora è la società civile che diventa il laboratorio nel quale i ragazzi devono andare a studiare e immergersi. Però, e questo per i professori che sono stati bravi, se la scuola apre le porte alla società civile,
Bisogna che la società civile assuma un atteggiamento pedagogico nei confronti dei ragazzi. E questa è la vera rivoluzione. Non tanto che la scuola impari, perché la scuola ha sempre imparato, quanto piuttosto che la società civile si metta ad ascoltare e assuma l'atteggiamento educativo che è necessario per crescere. Questo è il male italiano. Noi abbiamo un problema enorme. Quando facciamo un'operazione, vorremmo che, come abbiamo piantato il seme, già potessimo raccogliere i frutti della pianta che abbiamo piantato. E invece no. I coltivatori veri, come ha detto il professor Andriolo prima, sono quelli che sanno rispettare i tempi. Allora però i coltivatori veri sono anche quelli che sanno coltivare, che sanno seminare, che sanno dare il concime, che sanno dare l'acqua, che sanno togliere le erbacce, che sanno assistere le loro pianticelle. Noi vogliamo che la società civile faccia questo, e questo è l'impegno che mi sono assunto con Assimp in tutti i territori della provincia. Vorremmo arrivare a fare questo. Intanto grazie a Cristina Pozzi e Andrea che ci hanno aiutato, grazie a voi che avete fatto questo, e adesso andiamo a vedere quello che avete fatto. Fatevi un grande applauso, bravi, e chiamerei anche Cristina Pozzi di Impact School. Benvenuta Cristina, so che hai seguito tutte le varie fasi. Allora, mi ha mandato un WhatsApp, mi dice, hanno lavorato su ambiente e sostenibilità, perché vedete, io ero, non dico in cabina di regia, ma quando c'è il macchinista che guida la locomotiva non sa cosa succede nei vagoni, allora mi sono fatto informare. Allora, su ambiente e sostenibilità, accessibilità e integrazione e turismo. E su queste tematiche hanno chiesto ai ragazzi: ma voi cosa pensate che succeda nel 2050? Ecco, allora raccontiamo cosa succede nel 2050 e anche poi i criteri di valutazione che vi siete dati. Cristina. Assolutamente sì, ma intanto lo racconteranno loro cosa succede nel 2050, quindi a breve avremo i 3 team finalisti che verranno qua e, come hanno fatto con noi a fine hackathon, racconteranno a tutti noi qual è la loro visione del 2050. Possiamo dire che al termine di una giornata di quasi 10 ore di lavoro avevano una grinta, un'energia che ci ha veramente lasciato esterrefatti. Assolutamente, e complimenti anche, questo ci tengo a dirlo, l'ho già detto anche a tanti docenti, perché abbiamo trovato un gruppo di ragazzi rispettosissimi, bravissimi, non abbiamo dovuto mai una volta chiedere di fare silenzio quando i colleghi parlavano raccontando la loro visione, erano veramente spontanei nell'applaudire, nel sostenersi a vicenda, quindi devo dire l'ambiente che c'era era straordinario, questo è tutto merito dei ragazzi, quindi intanto un applauso ai ragazzi. In ascolto, bravi, anche oggi, bravi. Quali sono i criteri? Cioè come si valuta una visione di futuro? Questa ovviamente è una cosa che ci siamo chiesti noi e abbiamo definito una serie di criteri e chiediamo anche a voi, perché la notizia è che sarete tutti voi insieme a votare qual è la visione di 2050 che vorreste vedere realizzata. Ecco, quindi spieghiamo questa cosa qui. Questi criteri. Ci sono di fatto, c'è una short list da 3 finalisti, 3 gruppi, che tra pochissimo sveliamo e che anche voi sapete, però poi tutti voi potrete votare quale tra questi 3 vi convince di più. I vostri criteri di valutazione quali sono stati? I nostri erano intanto una coerenza nella visione, nel senso che il nostro non è un esercizio di pura fantasia, c'è l'immaginazione, c'è la creatività, ma parte da un'osservazione rigorosa del presente, di quello che possiamo vedere oggi, delle tecnologie che oggi stanno nascendo e di quello che ci possiamo aspettare da queste tecnologie, seppur con una visione a lungo raggio e a lungo termine, però deve rimanere comunque coerente, non possiamo mettere cose che arriveranno fra 200 anni nel 2050, quindi questo era uno dei criteri importanti, quello di aver utilizzato e compreso le metodologie che abbiamo cercato di trasmettere ai ragazzi su come si fa questo tipo di esercizio in inglese si chiama visioning, quindi di visione del futuro, quindi che avessero utilizzato questi metodi, ma soprattutto che poi la loro capacità espositiva nel raccontarci, portarci per mano in quel 2050 fosse talmente convincente da averci a bordo nel realizzarla, perché questo è uno degli ingredienti più importanti. Quando si immagina il futuro non stiamo facendo un semplice esercizio di immaginazione, qualunque esercizio di futuro non ha senso se poi non è fatto per progettare, non progettare proprio la
proiettarsi nel futuro, però poi realizzare anche qualcosa, è un'attività. Quindi prima cosa però bisogna avere persone a bordo che ci aiutino a realizzarla. Quindi se riusciamo a convincere altri con una visione che porta anche vantaggi a tutti, ovviamente questo è il criterio più importante di tutti. Quindi vi chiedo di tenere in considerazione soprattutto questo, perché poi guiderai tu naturalmente poi questo processo valutativo. Ecco, io intanto volevo anche sottolineare un altro aspetto, non so se i ragazzi hanno notato che in tutta questa operazione, questo lo dico soprattutto ai presidi e ai docenti presenti, ma ai ragazzi in particolare, che è tornato continuamente il fattore H. Io lo chiamo il KH, va bene, che è la costante H, che è il fattore umano. Io sono stato dentro, perché sono vecchio ormai, in tanti processi di innovazione del sistema scolastico. Ho cominciato con alcuni professori che sono qui in sala nel lontano 91-92, in una piccola scuola della provincia, che era il Guarino Garnese di San Bonifacio, con una serie di azioni sperimentali che a quel tempo sembravano incredibili. Perché? Dovete sapere che Dio, quando ha creato il mondo, aveva al suo fianco Giovanni Gentile, che ha definito come doveva essere la scuola italiana, e che questa posizione di Giovanni Gentile nell'anima dei professori italiani e della mentalità italiana, e Giovanni Gentile è stato un grande riformatore, è praticamente stata la cristallizzazione che ha impedito per anni l'idea che la scuola è la proiezione di una visione sociale e culturale. Noi abbiamo sempre lavorato con l'idea che bisognava salvare dai pedagogisti del Ministero la dimensione umanistica della scuola italiana, ma la lotta è stata terribile perché c'è un problema enorme ed è quello dell'innovazione tecnologica. Adesso che da tutto il mondo ci dicono che la innovazione tecnologica più importante è quella della valorizzazione della risorsa umana, ci siamo resi conto che molte delle nostre fantasie, soprattutto per quanto riguarda la diffusione di alcune tecnologie che sono importanti, non sono fondamentali, andava in qualche maniera rivista. Allora io questo vi raccomando, io ho una profonda solidale compassione per i bambini finlandesi che devono fare filosofia alla scuola elementare, ve lo dico francamente, va bene, però quello che noi vogliamo portarvi a fare è che non esiste più separazione tra la dimensione tecnologica e quella umanistica. La tecnologia senza pensiero è stupida. E il problema che diceva prima il responsabile di Cifar, se non sbaglio, cioè giuridico, di chi è la responsabilità di una macchina che sbaglia, la responsabilità è di chi ha messo la macchina a prendere le decisioni. E da questo punto di vista non si discute, perché la macchina è sempre agli ordini di qualcuno. Se la macchina non è agli ordini di qualcuno, è agli ordini di qualcuno che non si vuol far vedere. Allora, questo è il messaggio. Dare un logos alla tecne. Dare un logos alla tecne vuol dire far sì che la tecne non sia lo strumento di chi non ha logos, perché comunque sia, sarà sempre strumento di qualcuno. Questo è il senso di questi laboratori che abbiamo fatto e in questa dimensione vi auguro di avere sempre, oltre che a un logos, anche un'anima che sa dare, come dire, le emozioni ai vostri pensieri. Poi, adesso ve la dico in greco per la gioia dei ragazzi del Maffei, il lifelong learning l'ha inventato Solone, VI secolo a.C., con quella frase che di fronte a un poeta che diceva a 60 anni mi colga il destino di morte, quale gioia mai io avrò più quando non potrò più godere della bellezza delle giovani fanciulle, del sapore del vino e della bellezza delle stagioni, possa io morire a 60 anni. E allora Solone ne rispose: cambia quella tua frase insensata, perché la vita non è fatta solo delle giovani fanciulle, del vino e della bellezza del vento che ti accarezza le guance. Gerasco de
Aiei pollà didascomenos. Invecchio io invece sempre imparando molte cose. E era un participio presente laggiù, quelli che sanno cos'è l'aspetto didascomenos, è come learning, cioè sono esposto alle radiazioni del sapere. Auguri per voi. Allora Cristina, raggiungiamo il centro del palco insieme al professor Quaglia, abbiamo adesso l'esposizione dei ragazzi dei 3 team, però ci hai portato anche qualcosa da far vedere. Allora, mentre intanto chiedo ai 3 team che originariamente si chiamavano gruppo 1, 7 e 11 se possono avvicinarsi qui all'alto del palco, così poi possiamo partire. Mentre vi avvicinate, un applauso. E mentre vi avvicinate chiedo alla regia se ci può mandare un video che abbiamo creato di recap di quello che Sintesi dei lavori, della Vision Hackathon, andiamo col video. Vi ricordiamo che potete votare tra poco, quindi memorizzate gli interventi. Gruppo 1 sarà il primo e quindi poi sarà importante per votare. Li chiamiamo qui sul palco, Cristina? Sì. Gruppo 1, applauso! Gruppo 1, potete stare anche qui così visualizzate le slide. 3 minuti a disposizione, io come moderatore mi faccio anche da giudice supremo, quindi misurerò i 3 minuti e poi ci sarà un gong virtuale. Memorizzate gli interventi, la parola al gruppo 1. Allora, innanzitutto buongiorno e grazie per questa opportunità. Noi siamo il gruppo 1 e siamo fieri di potervi presentare oggi il nostro progetto che implica la visione, secondo noi, di quella che sarà Verona nel 2050 dal punto di vista ambientale ma anche turistico. Lascio la parola alla mia compagna, un applauso di incoraggiamento. Verona è cambiata. Vedo tanto verde, ma dove sono tutte quelle solite macchine? Decido comunque di fare un giro in centro. Passando vicino alla casa di Giulietta, sento che qualcosa mi vibra in tasca. Sei vicino alla casa di Giulietta, scorri per saperne di più. Wow, questa mi è nuova. Un'app che ti fa da guida turistica, molto utile per comunque chi viene da fuori. Procedo verso piazza Cittadella e noto che dove dovrebbero esserci dei parcheggi ci sono molti spazi verdi e lì le famiglie sembrano anche divertirsi un sacco. Assorta nei miei pensieri, non mi accorgo che stavo quasi per essere investita da un gruppo di ciclisti. Aspetta, ma qui le persone si muovono solo con le bici. Beh, ormai si è fatto tardi. Sarà meglio tornare a casa. Vado alla fermata di Piazza Bra, non ci sono i soliti autobus. Adesso sono tutti elettrici. Salgo e rimango stupita dal fatto che non c'è l'autista. L'autobus è pulito, veloce e pure ecologico. Tutto questo grazie a queste nuove figure professionali, quali controllano i biglietti,
Si occupano della pulizia, ma soprattutto ci sono in caso di necessità medica e hanno anche le competenze per intervenire. Ahimè, era solo un sogno. Chissà se sarà veramente così Verona nel 2050. Complimenti, venite al centro così vi prendete l'applauso dei vostri colleghi, primo gruppo 1 finalista, e abbiamo la consegna con Cristina Pozzi di Impact School della targa che attesta che il gruppo 1 è finalista, non ancora vincitore, bisognerà vedere insomma se lo sarà. E con la targa il professor Quality ci raggiunge qui, facciamo una foto con il gruppo vincitore. Eccoci qui, foto ricordo, gruppo vincitore, guardiamo al centro e complimenti per la presentazione. Verona 2050 pensata dal gruppo 1. Grazie, vi facciamo accomodare. E chiamiamo il gruppo, Cristina, il gruppo convenzionalmente che chiamiamo gruppo 2. Che oggi si chiama gruppo 2, ma era il gruppo 7, però per nostra semplicità poi di voto sarà il gruppo 2. Quindi nel voto questo secondo gruppo è il gruppo 2. Gruppo 2 sul palco. Anche a voi 3 minuti a disposizione, potete star qui vicino il podio, venite qui davanti, potete parlare anche qui al microfono e quest'altro. Verona tra storia e futuro, il gruppo 2. Buongiorno a tutti, noi siamo il Green Team, ci chiamiamo così, e volevo solo ringraziarvi che siete qua e volevo ringraziare gli organizzatori per averci dato questa possibilità di in un modo progettare il nostro futuro, quello dei giovani. Grazie. E come potete vedere io sono un abitante del 2050, questa è la mia casa, quella è l'Adige. E la mia casa ha i pannelli solari che sono totalmente trasparenti per non disturbare l'estetica della casa. Alla mattina mi sveglio e dopo vado al lavoro e uso questo treno a levitazione magnetica per spostarmi, perché Verona è collegata totalmente con la provincia e anche all'interno della città con questi treni. Verona è la città che sfrutta totalmente le energie rinnovabili, cioè l'energia del vento, del sole, dell'acqua e anche dei fulmini e anche dello smaltimento dei rifiuti. Dopo, quando torno a casa, per prepararmi il pranzo, uso i prodotti a chilometro zero. Nel 2050 tutti gli abitanti di Verona hanno possibilità di avere questi prodotti in casa o comunque vicino. Quindi Verona è un mix di natura e storia e futuro. Ovviamente quando dopo pranzo voglio fare un giro e vado nella mia autorimessa e prendo uno di questi mezzi di trasporto. Sono mezzi totalmente a energie rinnovabili. Quella a destra funziona a biomassa, cioè sfruttando l'energia delle alghe o comunque delle biomasse. Quella a sinistra invece è una macchina di idrogeno, che è una delle macchine più innovative perché sfrutta la reazione chimica dell'idrogeno, che non si trova realmente in stato puro, però viene usato come vettore esponenziale di questa macchina. Poi invece c'era anche il drone taxi, che è anche un altro mezzo aereo di movimento. Poi, come potete vedere, questa sarebbe Piazza Bra, quella è l'arena. Quindi volevo solo dirvi che Verona è una delle città con più spazi verdi in Italia, perché vogliamo che Verona sia una perfetta simbiosi tra quello che è la storia, il futuro con le nuove tecnologie e la natura che viene usato come elemento che lega tutto. Infatti Verona nel 2050 è la città per antonomasia più verde e nel 2050, per paragonare una cosa che è verde, usiamo il termine verde come Verona. Grazie. Grazie. Gruppo 2, verde come Verona. No, io volevo solo approfittare di una cosa. Qualcuno di loro probabilmente ha dovuto rientrare perché adesso sono un po' meno. Sì. Allora, volevo dire
questo lo dico perché sono un vecchio professore. In tutta questa operazione la componente comunicazione è, come vedete, fondamentale, perché i ragazzi sono anche bravi nel comunicare. Organizzazione, comunicazione, progetto, vision, tutto quello che volete. Però loro hanno toccato un tema interessantissimo, che è quello dell'energia, cioè l'idrogeno, la biomassa. E qui si torna a scuola, si torna alla fisica, si torna alla chimica, si torna alla biologia, cioè tutte queste belle cose che in dialetto veronese si dice coi slusini, cioè con i luccichi, hanno la fatica quotidiana dello studio accanito e convinto delle discipline senza le quali queste cose non nascono. Allora il messaggio è non senza chimica, senza fisica, senza greco, senza latino, senza matematica, senza tecnologia, ma con quelle cose per arrivare qua. Cioè tutte e due, avere il senso della fatica per queste cose molto belle. Grazie ragazzi e bocca al lupo. C'è la fotografia, mi faccia fare il mio lavoro, venga qui professore che facciamo la fotografia con la squadra finalista, insomma i secondi, gruppo 2. Foto di rito per i finalisti, chissà se vinceranno, lo sapremo tra poco, voterete voi stessi, anche in base a tutti gli stimoli che ci ha dato il professore nel leggere questi progetti. Cristina, restiamo al centro del palco perché abbiamo il gruppo finalista numero 3, che convenzionalmente è gruppo 3, era il tavolo in realtà 11, ma da noi sarà era tavolo 11 per chi ha visto i lavori di Vision Hackathon, ed è il gruppo 3. Salite anche sul palco. Il podio è lì, il gelato è lì, anche a voi 3 minuti a disposizione per esporre la vostra idea di Verona nel 2050. Ciao a tutti, noi siamo il gruppo 11 Rinonimato 3 e niente, abbiamo deciso di trattare l'ambiente perché è un argomento che di questi tempi ha un valore abbastanza elevato nella nostra cultura, e quindi abbiamo deciso di intraprendere un percorso per provare a migliorarlo e renderlo più funzionale per il nostro futuro. Grazie a tutti di essere qua e buon ascolto. Ciao, io sono Amy e ho 9 anni. Ho sentito dire che voi venite tutti dal passato e quindi non sapete come viviamo noi qui a Verona nel 2050. Perciò ora vi racconterò la giornata tipica della mia famiglia. Ogni mattina il mio robot domestico, Zoiper, mi sveglia alle 7:30 e mi prepara la colazione. Slide, c'è lì è un video, dovrebbe andare il video, vediamo un po' se verifichiamo è un video animato. Ce l'abbiamo, prego. Ciao, io sono Amy e ho 9 anni. Ho sentito dire che voi venite tutti dal passato e quindi non sapete come viviamo qui a Verona nel 2050. Perciò ora vi racconterò la vita quotidiana della mia famiglia. Ogni mattina Zoiper, il nostro robot domestico, mi sveglia alle 7:30 e mi prepara la colazione. Poi prendo la bici e vado a scuola usando una delle tantissime piste ciclabili che hanno costruito da quando ero piccola. Ora si possono usare per andare dappertutto. A scuola studio tantissime materie e tutte su libri digitali per non sprecare carta, perché la carta si fa con gli alberi e questo lo so perché la mia materia preferita è ecologia. Dopo scuola vado al parco con le mie amiche, come fanno tantissimi miei coetanei, e poi andiamo a fare atletica. Ci divertiamo un mondo e facciamo anche funzionare tutte le cose elettriche perché il pavimento della palestra è speciale e trasforma i passi in energia. Mia sorella Lele, invece, prende il tram per andare all'università, dove fa lezione con gli ologrammi dei professori, che non dovendo spostarsi riducono i viaggi. Il tram è comodissimo e funziona con delle rotaie magnetiche e lei dice che è molto più comodo di quando era piccola. La cosa che piace di più a Lele è andare a una di quelle feste dove tanti ragazzi ballano insieme. Si diverte tantissimo. Le fanno su quei pavimenti come quello della mia palestra, così si crea energia. Mia mamma lavora in una delle tantissime associazioni ambientali che promuovono eventi come le feste a cui va Lele e trasformano parti brutte della città in cui nessuno vuole andare a vivere in aree verdi che ci danno un'aria più pulita.
Poi hanno anche promosso tutti i giardini sui tetti dei palazzi e delle case e quei robot che ci sono in centro e mangiano i rifiuti. Mi parla sempre di com'era quando non c'erano, deve essere stato brutto. E mia mamma va a lavoro a piedi, dice che ci danno dei soldi se camminiamo o andiamo in bici. Forte, vero? Mio papà invece usa l'hoverboard per andare al lavoro perché deve fare più strada. Oppure qualche volta l'auto, che funziona e si ricarica con l'energia del sole, che diventa elettrica. Anche le strade creano energia quando passano le macchine. Mio papà lavora alla torre Mangia Smog, che depura l'aria. Esiste da quando ero piccolina, perciò non mi ricordo com'era quando non c'era. Infine, quando la sera torniamo tutti a casa, Zoe per il robot ci aiuta a fare tante cose e anche a non sprecare, perché tiene sotto controllo tutta la casa. E quindi noi possiamo rilassarci. Ecco, vi piace la mia vita nel 2050? Beh, a me sì, perciò fate del vostro meglio. Gruppo 3, complimenti, bravissima nella voce narrante, altro che intelligenza artificiale, una splendida voce narrante. Venite qui al centro per il ritiro della pergamena con la foto di rito con il professor Quaglia e Cristina Pozzi di Impact School. Foto, e intanto voi preparatevi perché uno dei 3 progetti dovrà essere votato. Quindi. Ok. Grazie. Cristina, spieghiamo bene ora la fase proprio di votazione. Sì, eccoci qua, ho preso il microfono dei ragazzi. Adesso, come avevamo anticipato, voteremo tutti insieme qual è la visione di 2050 verso la quale vogliamo partire da oggi pomeriggio. E lo faremo con uno strumento molto semplice, dovrebbe comparire, eccolo qua. Tanto vediamo se siamo tutti dotati di smartphone per votare. In alto gli smartphone. Pronti? Ci siamo? Non li vedo tutti però, lì. Però chi non l'ha tirato su lo vedo che lo sta guardando. Ok, bene. I ragazzi ce li hanno? I professori li hanno? Quindi è semplicissimo, vedrete. Qua sotto questo che vedete bit.ly/Verona 2050 scritto maiuscolo è un link, quindi vi potete collegare a www.bit.ly/Verona 2050 tutto maiuscolo. Troverete semplicemente le 3 scelte, gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3. Diteci qual è quella che avete preferito e qual è il 2050 dove vorreste andare. Allora, prendiamoci qualche secondo, chiedo alla regia il jingle musicale di inizio mattina, così ci ispira meglio nella votazione. Qualche secondo per votare uno dei 3 progetti. Avete visto presentazioni differenti, ma diciamo l'idea di questa Verona 2050, anche noi proviamo a farlo. Io nel frattempo, mentre le persone votano, chiedo a Cristina e anche al professore anche un racconto in generale degli altri progetti. Che tipo di linee guida sono emerse da questa Verona 2050? Abbiamo visto che in realtà, per esempio, una cosa che mi ha stupito, ma non è successa solo qui, è la grandissima attenzione che hanno i nostri ragazzi, fortunatamente, nei confronti dell'ambiente. E quindi spesso noi quando facciamo hackathon attività portiamo carta, post-it, cose che ci possono servire a essere creativi. E loro per primi ci dicono: però non sprechiamo la carta, usiamo solo quello che è necessario. E questa sensibilità grandissima che ho notato, ed è bellissimo perché, cito le parole di qualcun altro, noi siamo la prima generazione che si sta rendendo conto che il nostro pianeta potrebbe avere grandi difficoltà, ma siamo anche l'ultima che può fare qualcosa per cambiare le cose. Quindi questo per me è la linea guida. Anche io ho notato questa cosa e quindi non posso che incoraggiare i ragazzi, specie quelli che hanno fatto studi umanistici, a dedicarsi in futuro alle materie scientifiche. Per alcuni anni ho coordinato il progetto Lauree Scientifiche perché a un certo momento in Italia i ragazzi non frequentavano più chimica, fisica, matematica, scienza del materiale. Allora l'invito è a studiare bene la chimica, a dedicarsi alla chimica. Faccio proprio pubblicità aperta perché la chimica verde e la fisica saranno il futuro anche per avere la natura. E quindi non abbandoniamo Galileo, non
non abbandoniamo le leggi della chimica, non prendiamo paura, sarà dura all'inizio, ma se vogliamo vivere nella Verona così del 2050 bisogna lavorare duro con le materie, con le hard science, perché è fondamentale il contributo dei ragazzi in questo senso. Quindi mi spendo in questa direzione. Allora, vediamo un po', avete votato tutti? Sentiamo, vorrei sentirvi. Abbiamo votato? Come no? Come no? Chi è che manca? Possiamo rimettere a cartello il link? Diamo ancora qualche secondo, se regia rimettiamo a cartello il link, che è un semplice bit.ly con la y/Verona 2050. Vediamo un po', lo andiamo a rimettere a cartello, una delle ultime slide, e da quella parte in fondo, dalla sala, avete votato? Fatto? Bene. Allora, aspettiamo ancora qualche secondo, tra l'altro possiamo dirlo che i vincitori riceveranno un premio di lettura, che però è interessante questo perché vedete come i mondi poi si parlano. Carta digitale, in questo caso una lettura, un libro che tra pochissimo faremo vedere, offerto da TUB Verona e da ASIP alla squadra vincitrice. Il link è questo, bit.ly/Verona 2050, ancora 30 secondi per votare. Io nel frattempo chiedo alla mia collega Cristina se può cominciare a avvicinarci per portarci poi i risultati appena sono pronti. Esatto, quindi raccogliamo gli ultimi voti, un po' di base musicale del nostro jingle pronti per accogliere i vincitori. Abbiamo votato, quindi bene, possiamo dichiarare chiuse le votazioni. Grazie. Fatevi un grande applauso, siete stati giudici oltre che protagonisti questa mattina. Grazie. Grazie. Lasciamo Cristina, apri il biglietto, la giudice al centro. The winner is, siete pronti? Ha vinto il gruppo 3. Gruppo 3, oggi guida, complimenti. Applausi. Forza gruppo 3. Mancano alcuni ragazzi che probabilmente hanno dovuto tornare. Ancora un grande applauso al gruppo 3 vincitore del Vision Hackathon. Congratulazioni. Mauro, per favore vieni anche tu a consegnare i premi ai ragazzi. Venite qui al centro per cortesia, così consegniamo i premi. Prego. E consegniamo le targhe. Sì, le targhe. Fotografia con Elisabetta Destrubel, con il presidente di ASIP. Siamo alle battute finali di questa mattinata con tanti interventi. Vorrei in chiusura, consegniamo intanto le targhe e i libri cartacei. Devi dire che ci sono 2 libri, no? 2 libri, tra l'altro li vorrei far vedere perché vi ricordate il primo intervento. Elisabetta Destrubel ha detto che per governare questa complessità occorre la lucidità e il potere, e l'autore è un autore straordinario, un autore israeliano, Harari, con le 21 lezioni per il XXI secolo, una lettura straordinaria citata nella presentazione. E l'altro libro arriva dal team di Impact School, e quindi guida futuristica per i viaggiatori nel tempo proprio nel 2050, quindi 2 testi da leggere per capire e orientarci meglio nel futuro. Consegniamo le targhe, così facciamo la fotografia con le targhe, in un secondo tempo magari direi i libri. Ora le targhe per la fotografia, perché la fotografa è già pronta per lo scatto. I libri dopo, così intanto facciamo fotografia. Cristina vieni anche qui, presidente qui, Elisabetta e professor Quaglia, prego, fotografia con i vincitori. Ancora un grande applauso, forza ragazzi, ottima presentazione, e un applauso anche al gruppo 2 e al gruppo 1, intanto con i vincitori. Grazie. E inviterei ancora il gruppo 2 e il gruppo
qualcuno a raggiungerci per la fotografia finale di questo Vision Hackathon Verona 2050. Le battute finali le vorrei però con il presidente Galbusera per rimandare poi al prossimo appuntamento. Allora, Sì, è vero, adesso abbiamo una posizione del contest. Allora, io volevo dire una cosa ai miei professori, prima di lasciare la parola agli amici dell'ASINT. Quello che abbiamo fatto è solo l'inizio. Spero che sia come quella macchina digitale che era un po' pesantina, ma che poi ha cambiato le cose. Ma io, da buon umanista, voglio fare una citazione e chiudere con questa la mia parte. Vi ricordate cosa dice un protagonista di un grande romanzo italiano, Il Gattopardo? Bisogna che tutto cambi perché tutto rimanga come prima. Io vorrei rovesciare questa prospettiva e dire perché tutto cambi bisogna che tutto rimanga, almeno in apparenza, come prima. Grazie professore, grazie. Ragazzi, vi chiedo di passare anche da questa parte, così passiamo al centro. Prima di chiudere abbiamo, come ogni anno, la chiusura con il contest fotografico, che peraltro voi potete seguire anche sui canali social di Tupi Verona, e la premiazione del contest fotografico quest'anno la facciamo con una persona che è stata premiata da poco, è una premiazione tra l'altro internazionale, una competizione internazionale, medaglia d'oro al un premio a Parigi, al Prix de Photographie Paris. Vorrei invitare sul palco Maurizio Marcato, fotografo Maurizio Marcato, grazie di essere con noi. Allora, tra poco Maurizio viene anche qui al centro perché così riusciamo a fotografarti meglio. In questo caso fotografiamo noi te che ci racconti, arrivi dalla premiazione di Parigi. Ci dai 2 indicazioni su quella che invece sarà la premiazione tra poco, anche rispetto alla raccolta di fotografie di questo nostro contest 2019? Ok, è stata una bellissima giornata, abbiamo visto un sacco di cose meravigliose, abbiamo assistito all'idea dell'innovazione digitale, anzi del diluvio digitale, no? Che ci ha un po' sommersi. Il tema che era stato scelto per quanto riguarda invece il contest era di andare a scovare quelli che sono gli angoli o gli aspetti di vita di una Verona nascosta, no? Giusto per farci tornare sulla cosa che è fondamentale, che il professor Quaglia ha ben sottolineato, l'aspetto umano. Dobbiamo uscire da questa alluvione digitale e ristabilire l'idea dell'aspetto umano. Questa è una cosa fondamentale, questi incontri sono fondamentali per questo. Il contest si è semplicemente basato su questo aspetto, su questo profilo, e c'erano parecchie foto che meritavano in realtà attenzione. Ci siamo soffermati in una foto. Non la vediamo ancora, non ce la svela. Non c'è ancora, che è una foto di arcate dell'aspetto vecchio di Verona, dove un accenno di una persona che racconta l'idea di abitare Verona arricchisce la foto. Ripeto, ce n'erano tante altre che meritavano, abbiamo scelto questa. Ecco, allora l'abbiamo svelata la fotografia, la Verona nascosta, questo è la Verona nascosta, questo l'hashtag scelto. La foto è di Marco Bonfi, che dovrebbe essere in sala. C'è? Marco Bonfi, un applauso a lui, autore, eccolo qui, autore della fotografia Verona nascosta. Mentre ci raggiunge Bonfi, tu Maurizio fai narrazione fotografica, lo storytelling attraverso le fotografie. Che cosa, a tuo avviso, nelle parti nascoste di racconto emerge da questo scatto? Da questo scatto specifico, quello che si racconta, a parte che non è sviluppato nel suo insieme, in questo scatto si racconta un po' quelli che sono gli aspetti più interni di Verona, raccontando quello che sta dentro le arcate. Quello che poi è stato decisivo è la presenza di questa persona che abita questo spazio. È un aspetto estremamente umano, insomma, molte foto erano prive di persone.
il racconto delle persone secondo me invece è molto molto più importante. Grazie Maurizio, vi chiedo al centro per la consegna del volume, andate anche voi due al centro con il vincitore, andate pure al centro del palco con il vincitore del concorso fotografico Marco Bonfi, Verona Scosta, questo l'hashtag scelto e questa immagine di queste arcate con il volto femminile e il busto femminile, la parte umana dell'immagine legata anche alla storia. Grazie, fotografia, ce l'abbiamo? Ecco qui, guardate la fotografia, benissimo. Grazie allora a tutti, la conclusione, Presidente, andiamo qui al centro del palco. Sì. Che cosa ci aspetta per il prossimo anno, questo 2B Verona 2019 di Assi? Allora, volevo dire una cosa in più. Sia io che Elisabetta siamo due filosofi. L'innovazione è una cosa grandissima a cui tutti siamo di fronte. L'umanità ha una caratteristica fondamentale, che è la coscienza. Bisogna capire da dove viene la coscienza, se è un fenomeno di emergenza o un fenomeno di altro tipo. Comunque in questo momento la sfida che si ha anche verso l'intelligenza artificiale è capire quanto questo trasferimento di nostre competenze che derivano fondamentalmente dal nostro sistema nervoso possa essere nelle macchine e quanto dalle macchine possa emergere. Io mi auguro che quello che diceva Stefano sia una cosa che debba continuare, che l'errore eventuale va sempre imputato al creatore della macchina e che la macchina non abbia mai un'autonomia tale tipo 2001 di Odissea nello spazio, per intendersi. Scusatemi questa digressione perché anch'io mi sentivo di dover dire qualche cosa in merito. Io non posso che ringraziarvi, per noi è stata una grande soddisfazione, anche perché abbiamo cominciato a ricavare un pochino di risultati del nostro lavoro e del nostro impegno. Ecco, l'appuntamento quindi è per il prossimo anno sarà il 19 di ottobre, sempre in questa sala mi auguro, e ci occuperemo di economia circolare. Naturalmente voi giovani dovrete essere sempre al centro della scena. Grazie ancora. Grazie Presidente Calvosella, economia circolare a Verona, Blue Economy, appuntamento al 19 ottobre. Grazie per essere stati con noi e al prossimo anno. Grazie a tutti. Buona giornata.